Abbiamo visto questo bellissimo buongiorno con la Val Pettorina, questa bellissima oasi che abbiamo, ne abbiamo una più bella dell'altra, abbiamo un territorio che è veramente il bel paese che tutti ci invidiano e lo stiamo massacrando per un business pazzesco, stiamo distruggendo la meraviglia che abbiamo, ma noi facciamo prevenzione, ne parliamo tutte le mattine, perché questo è un dono, c'è qualcuno che crede che è un dono di Dio, qualche altro dirà è un dono della natura, ma sempre un dono meraviglioso. E quante donazioni si potrebbero fare per rendere il dono meraviglioso? Altre persone che stanno soffrendo e implorano di riuscire veramente che arrivi questa donazione. Ne parleremo questa mattina con una grande persona, una grande donna, Fausta Tocchio, rappresentante associazione La Stanza di Jacopo. Io ringrazio Fausta Tocchio di essere qui con me per parlare di questo immenso dono che è la vita, che purtroppo a volte viene a mancare, non è che bussi, arriva, non ce l'hai più e perciò devi essere cosciente e sapere cosa devi fare della tua vita, del tuo corpo. Però bisogna iniziare a parlarne. Culturalmente abbiamo fatto dei passi avanti, qualche passetto, dicono gli esperti, però si potrebbe fare molto di più. Cosa vuoi dire, Fausta? Allora, innanzitutto grazie Mirella, perché non è un argomento che si affronti tutti i giorni, quindi riuscire a parlarne in maniera così spontanea, genuina, senza condizionamenti, è una cosa importante. Ecco, vorrei aggiungere che non solo Stanza di Jacopo, ma anche AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Un mondo particolare, un mondo strano, un mondo grande, immenso, quello della donazione. È un argomento a cui ci avviciniamo in punta di piedi, perché generalmente noi avviciniamo delle persone che stanno soffrendo, sia coloro che sono pazienti e quindi hanno bisogno di una donazione, sia coloro che stanno pensando a quanto è importante decidere della propria vita e quindi della propria morte, perché la nostra vita è fatta di due facce, che sono nasciamo e poi inevitabilmente moriamo. Per tutti. Ecco, si spera il più tardi possibile, in buona salute, tutto quello che vogliamo, però questo è il nostro percorso. Quindi perché non pensare che alla fine di questo nostro viaggio qualcosa di noi che non ci serve più, perché non serve più, è quello il discorso, può essere di grande, grande aiuto, e non solo aiuto, ma veramente ridare la vita a una persona, che vuol dire ridarla a una famiglia, vuol dire ridarla a tante persone, a tanti nostri simili. Se ci fermiamo un attimo a pensare, non vorremmo noi, se fossimo in una condizione di grande difficoltà, ricevere un dono assolutamente dettato dalla generosità, dalla gratuità e dall'amore, perché la parola chiave è veramente amore. Non c'è amore più grande di quello verso il nostro prossimo, ma è anche verso noi stessi, perché nel momento in cui prendiamo una decisione del genere siamo liberi e quindi abbiamo questo senso di libertà di decidere di fare qualcosa che non ci costa nulla, se non nel pensiero. Quindi un pensiero d'amore verso noi stessi, perché siamo egoisti, ma verso gli altri. Questa società che corre, basta un minuto, basta fermarsi un attimo. Senti Fausta, non pensi che però domina ancora la parola paura? Io lo dico spesso, molti di noi hanno tanta paura. Hanno paura solo a varcare le soglie dell'ospedale, hanno paura solo a passare davanti alla sala operatoria,
anzi fanno delle gesta proprio di scongiuri. E per fortuna che sono entrate le telecamere, che allora si ha un po' meno paura, perché sai cosa c'è dietro quella porta che una volta non sapevi, il terrore. La paura che però viene poco combattuta perché si fa poca prevenzione, che è l'informazione. L'informazione nelle scuole, l'informazione ai genitori soprattutto, perché prima parlavo con Fausta e dicevo, io sono un bambino e dovrei avere quello che mi aspetta di diritto, sapere, conoscere, informarmi. Infatti il bambino da quando è piccolissimo chiede perché è curioso, vuole sapere. E perché non vengono mai detti? Anzi, sono convinta che vengono detti meno di una volta. E questo bambino non deve essere fortunato a conoscere Fausta, Mirella o tante persone della grande famiglia di Rete Venete, di Sveglia Veneti. Deve avere quello che gli spetta di diritto, sapere. Da piccolo iniziare a informarlo. Sentiamo Rinaldo e poi sentiamo il commento di Fausta Tocchio. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Comunque, quello che devo fare è signora Fausta, è una roba bellissima, non c'è niente, anzi, che ne voglio di più, perché è gente che ancora da capire che non c'è un dono nella vita, come ti dici tu, è un prestito che ha fatto, perché abbiamo una scadenza, non dureremo per sempre. E quello che ne succede nella vita, il Signore ha messo e ne mette a guardare cose che siamo vuoi fare, ne aiutare e fare del bene, perché non siamo eterni. E ora, siccome che avremo la torcia, se avremo due franchetti o avremo qualche cosa, facciamo del bene, aiutiamo queste associazioni, divulghiamo il bene, bisogna divulgare il bene, di fare qualche cosa per gli altri. E ora ti riletto e non ti occorre esorse per dormire, perché ti devi comportare bene secondo le tue possibilità, non occorre mica dare 1 miliardo, ma anche una buona parola a uno che va male. Andai a fare un giro per gli ospedali, mi lo gira tanto per gli ospedali, manicomi, ospedali, e andavo a portare da mangiare, ma che l'ho visto di tutti i colori, ma delle volte andavo a casa e non dormivo neanche, specialmente sui manicomi, li vedevo insomma robe impressionanti, che parlo di 65 anni fa. E ora, se ne avevamo la fortuna di avere qualche cosa, spartiamola con gli altri, facciamo del bene. Se possiamo donare gli organi, doniamoli, è un dovere, non deve essere chi ti domanda per piacere, e dovrebbe essere un dovere che ti dà da sentirti per donare gli organi. Guarda sta signora che è qua, quando ne avevo un'amica, va bene, 50 anni fa era da morire. Un medico a me, perché aveva il fegato che spappolava, doveva morire. E sta fortunata, con un colpo di telefono, questo medico che era trovato, è andato in Inghilterra, gli è trapiantato il fegato e è ancora qua, e aveva 83 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ti fa una roba del genere e te resta per tutta la vita, voglio dire, questo se ne fa nella vita. Dopo di tutto bisogna insegnargli i poteri, ma quella è una prassi che dovrebbe venire da sé, perché i poteri è il futuro di noi altri, e in più i poteri si espone, li prende. Dai Rinaldo, avanti. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite, brava. Buongiorno. Grazie Rinaldo anche per le parole che hai dato, anche l'esempio, ecco questo capire l'importanza della donazione degli organi, questo AIDO che la sta mettendo tutta anche entrando nelle scuole. Prego Fausta Tocchio, anche la paura che si parlava prima, il bambino che deve sapere. La paura è qualcosa di insito in noi, chiaramente, e di fronte ad argomenti che si pensa siano così difficili, per noi adulti probabilmente sono più difficili, per il bambino sono naturali, come la vita, come la nascita, quando vede nascere un animaletto, perché quello è l'esempio, o quando lo vede morire, glielo diciamo, non mentiamo di fronte a quelle che è la vita proprio, il quotidiano. E quindi il bambino non ha paura se noi non gli diamo la chiave della paura. Sta a noi adulti.
E molto spesso, e purtroppo in questo periodo, deleghiamo a degli strumenti come il telefonino, il computer e quant'altro quello che è l'uso del tempo libero dei nostri marmocchi, e questo non aiuta certo al passaggio di sentimenti, di emozioni, di valori così forti come il valore del dono e della generosità. E col bambino piccolo sono semplici gli esempi. Donare al tuo compagno la caramella che lui non ha, banale, o il gioco, condividere un gioco, quindi la condivisione, essere insieme all'altro, comunque. Ecco, questo è il messaggio che deve passare, e quindi il dono è qualcosa di emotivamente forte, coinvolgente, che poi si trasforma col passare degli anni, con l'età che aumenta. Questi bambini diventeranno degli adolescenti più consapevoli. Dopodiché sta a noi, anche come società, ad esempio l'AIDO si fa carico nei limiti del possibile di fare informazione in questo senso presso le scuole, quindi gli studenti delle scuole sia dalle elementari, le medie inferiori, sino alle medie superiori, in modo tale da informare su cosa è la donazione. Ecco, però il bambino che è pronto a ricevere questa informazione, che è un generoso per natura il bambino, e lo diventa ancora di più se gli esempi che ha in famiglia, nella scuola, nella società, sono esempi favorevoli, positivi. Quindi nel momento in cui gli si parla di qualcosa di più complesso, come spiegare cos'è la donazione degli organi, non tanto al bimbo piccolo, insomma si va per gradi in base all'età, e c'è un coinvolgimento straordinario. I nostri ragazzi sono attentissimi ed sono speciali in questo senso, condividono, piangono. Naturalmente noi raccontiamo anche del nostro vissuto, quindi c'è un discorso di trasmettere di noi, del nostro intimo, quindi aprirci, e questo non può far altro che essere speculare, perché questi ragazzi capiscono che aprirsi e dire quanto di più profondo abbiamo dentro, nel bene e nel male intendo come dolore, chiaramente, non mi riferisco ad altro male. E questo crea un modo di congiungere generazioni completamente diverse. Io ultra settantenne con ragazzini di 16-17 anni, e quindi questa empatia reciproca, questo affetto che si trasmette, che va e viene, e quindi ne godo anch'io. È un dono che loro mi fanno. Il loro ascolto è qualcosa di magico. Saluto anche il professor Umberto Tirelli, collegato con noi da Pordenone, direttore clinica Tirelli Medical di Pordenone, docente all'Università di Pavia. È un pezzo, buongiorno professore, che non ci sentiamo, come sta? Buongiorno Mirella, benissimo, benissimo. Sto ascoltando cose molto interessanti dalla signora, perché effettivamente il dono degli organi è una cosa veramente molto importante con il nostro mondo che sta invecchiando, e sempre più avremo bisogno di organi dalle persone che purtroppo muoiono oppure possono darlo, gli organi appunto per le persone che altrimenti morirebbero delle loro malattie o insomma hanno necessità di questo fatto, e i giovani sono, se stimolati, credo che sarebbero molto, molto pronti a donare, a essere, comunque bisogna informarli, è lodevole queste iniziative di informare i ragazzi che casomai non sanno di queste cose, non sanno di quante altre persone, anche bambini, anche giovani, adolescenti hanno
questo problema di donazione per poter vivere proprio del cuore, dei reni, del fegato, del polmone, una cosa veramente molto, molto importante. Professor Tirelli, ma secondo lei questo giovane che invece si informa molto sull'ambiente, questo giovane che partecipa perché sono loro che scendono nelle piazze a protestare anche per tutta la comunità, delle volte con gesti anche estremi, ma perché vogliono salvaguardare l'ambiente che è il loro futuro, come mai sulle donazioni non è così attento? Si sa qualcosa, ma ci si può anche informare. Forse perché, professore, non li intrighiamo abbastanza? Forse perché loro dovrebbero essere più protagonisti? Io ho fatto una riflessione l'altro giorno con un ricercatore che avevo, ho detto che forse dovremmo portarli più all'interno degli ospedali, siccome loro vogliono emozioni forti, loro vivono di emozioni forti, non per carità magari portarli in sala operatoria, ma solo a varcare le soglie dell'ospedale dove dall'inizio vedi la sofferenza, la paura, ecco, portarli a dialogare su questi meravigliosi saloni che abbiamo la fortuna di avere, dove si fanno i convegni, proprio a confrontarsi con quella che è la donazione, la persona anche che riceve, cosa dice. Io ho avuto uno sportivo proprio l'altro giorno che ha ricevuto appunto questa meravigliosa donazione e ha detto: io non avrei mai immaginato di riuscire ad arrivare dove sono arrivato. Quando ero in rianimazione pensavo sarei diventato anche un campione. Ecco, forse bisogna intrigarli di più. Cosa dice professor Tirelli? Sì, una bella domanda questa qui, perché appunto nei tempi dei social, i social non inseguono questi argomenti, non sono gli argomenti che vengono più dibattuti sui social, dove tutti i ragazzi purtroppo per molti aspetti, perché poi ci sono anche degli aspetti positivi, ma che purtroppo però vengono informati spesso in maniera non buona, però senz'altro tenendo conto, come dicevo prima, che anche gli adolescenti hanno delle malattie che richiedono, a parte la donazione del sangue, che è la cosa più comune da praticare e che è così utile per tante persone che altrimenti morirebbero se non avessero delle donazioni, ma anche per gli organi, no? Appunto dicevo prima, gli organi che oggi possono essere facilmente donati, perché c'è una tecnologia, c'erano delle specializzazioni molto avanzate che sono capaci di donare a delle persone che sono morte in un incidente stradale o in altre situazioni, che appunto possono donare avendo già previsto questo, o i loro genitori avendo previsto questo, che possono dare la vita a delle persone che altrimenti morirebbero perché non hanno più o il fegato, o il polmone, o il cuore, o il rene che funziona, e che quindi sopravvivono, diciamo, in attesa di una donazione. Quindi credo che sarebbe un argomento che colpirebbe molto, no, la popolazione. Il problema è come farglielo arrivare, non lo so bene, perché con i tempi che corrono abbiamo grandi problemi negli ospedali di liste d'attesa, e quindi lo credo che poi sia arriveremo facile. anche là, professor Tirelli, perché vorrei anche una sua opinione, perché sembra che qua nel Veneto funzioni tutto a meraviglia, che si risolva il problema, mentre poi quando ci batti il naso vedi che la realtà è molto molto diversa. Non so in Friuli, non so dalle altre parti, però io vedo il mio territorio, io ci vivo e perciò capisco. È tutto così, è un problema che non va bene, è un problema che non va bene. Senta professore, però io l'altro giorno ho avuto ospite il dottor Feltrin, che si occupa proprio di trapianti a livello nazionale, responsabile, e lui è un cardiochirurgo, e diceva una cosa importante, che ancora si ha paura di non essere morti. L'ha detto proprio chiaro. Nel senso c'è ancora, ma sono proprio morto nel momento che avviene questa donazione o sono... infatti ho detto, la paura, di quante cose abbiamo paura, Fausta? Secondo te ha ragione il dottor Feltrin che ha detto, chiariamo subito
che non c'è più vita, si è morti. Allora, ma bisogna proprio dirlo così. Bisogna proprio dirlo. Io racconto il mio vissuto e di fronte a questa paura, di fronte a questo quesito enorme che alcuni si pongono, do una risposta. Quando è mancato Jacopo, mio figlio, io l'ho raggiunto in quell'ospedale in Inghilterra dove lui viveva e ho avuto la consapevolezza che Jacopo non c'era più. C'erano delle macchine che fortunatamente aiutavano gli organi di Jacopo a rimanere vitali. E di questo non sarò mai sufficientemente grata a quei medici, devo dire la verità. Ma Jacopo non c'era. E di fronte all'ipotesi dell'ultima certificazione di morte, dell'ultima visita collegiale per la certificazione di morte, io chiesi di poter assistere. Non so come ce la feci a fare questa richiesta, non lo so, è così. Ti è venuto così? Sì. E mi fu concesso. Quindi io rimasi per tutto il tempo in cui l'equipe dei medici procedeva all'accertamento di morte e quindi ho avuto non la percezione, la certezza di quello che stava avvenendo. La certezza che purtroppo quegli occhi non avevano nessuna reazione, che quelle orecchie, ricevendo acqua bollente o acqua gelata, lui non aveva nessuna reazione, non c'era più. Il suo cervello, morte cerebrale, ormai non dava più segnali. Allora io ho avuto la certezza e ogni volta lo dico. Noi siamo uno Stato che ha tanti aspetti negativi, ma sicuramente è garantista, è l'estremo. E in queste situazioni, e Feltrin lo dice sempre e molto bene, la legge è inattaccabile. La legge ci dà la certezza assoluta. Specialmente in Italia. Il nostro cuore magari non vorrebbe che quella certezza ci fosse, ma perché non vorremmo mai perdere un nostro caro. Però la realtà è altro. Ecco, questa certezza c'è. Io ne parlo anche con i ragazzi. Questo è un aspetto, quello dell'accertamento di morte, della certezza dell'avvenuta morte, estremamente importante. Penso che la fascia d'età in cui questo dubbio permane sia una fascia medio-alta. Nella fascia medio-bassa e nei giovani non c'è più questo senso di paura nei confronti di un ignoto o di qualcuno che fa passare una cosa per un'altra. E poi di fronte a questo argomento è talmente grande, è talmente importante che credo sia giusto che ci sia questa garanzia assoluta da parte della legge nei confronti della persona che in vita ha detto sì, io voglio donare, vorrei forse, se ci riuscirò, e per rispetto di quella persona dare la certezza. Professor Tirelli, a lei invece chiedo la morte e la vita, perché ce la state mettendo tutta per sconfiggere questo male che tutti temiamo, tumore, cancro. Riusciamo finalmente a pronunciare la parola cancro. Fino a poco tempo fa si faceva ancora fatica, anche se molti la fanno ancora adesso. Che numeri ci dà, professor Tirelli? Ecco, com'è la situazione dalla sua importante angolazione? Perché ci si ammala così tanto di tumore? Ma poi si può anche guarire. Però tanti giovani, meno giovani, però il tumore colpisce ancora. Prego, professore. Ah beh, certo, colpisce sì. Pensi che oggi, la giornata di oggi, ci saranno in Italia
1.100 nuovi casi di tumore, cioè in un anno abbiamo in Italia 400.000 nuovi casi di tumore. Negli Stati Uniti c'è stato adesso un congresso importante, si chiama ASCO, American Society of Clinical Oncology, e negli Stati Uniti hanno dichiarato che nell'ultimo anno hanno avuto 2 milioni di nuove diagnosi di tumore. I tumori sono in crescita sostanzialmente, sia da una parte per l'invecchiamento e dall'altro per lo stile di vita non favorevoli, no? Per esempio l'obesità già nei bambini non è un fatto favorevole per i tumori del colon, per esempio della mammella. Il fatto che le donne, per esempio, abbiano molto meno gravidanze rispetto al passato, e sapendo che la gravidanza e l'allattamento è un fattore che protegge dai tumori della mammella, per esempio, e le donne oggi non partoriscono molto tardi, se partoriscono. Quindi per esempio questo è un altro problema dei tumori della mammella che sono in crescita, però abbiamo dall'altra parte il discorso delle terapie che sono un po' più efficaci rispetto al passato, non in tutti i tumori, perché quando parliamo di tumori parliamo di centinaia di malattie diverse una dall'altra, per cause e anche per i risultati terapeutici. Adesso siamo in un'era di anticorpi monoclonali, cioè di trattamenti mirati, e appunto all'ASCO di Chicago di qualche giorno fa ci sono stati dei dati molto positivi sul polmone, sulla mammella e sul melanoma in particolare, per trattamenti immunologici sempre più efficaci, ma certamente dobbiamo tener conto che la prevenzione e la diagnosi precoce sono le nostre armi principali. Se non fumassimo, se facessimo un'alimentazione alla mediterranea, cosa che facciamo molto meno di quanto non diciamo, se non abusassimo dell'alcol, cosa che purtroppo invece succede, se avessimo una certa attività fisica a tutte le età, tutte queste cose preverrebbero non solo le malattie oncologiche ma anche quelle cardiovascolari, che sono tra le principali cause di morte che abbiamo anche nel nostro paese. Poi la diagnosi precoce, abbiamo avuto il Covid che ha bloccato tutte le prevenzioni, la mammografia, la colonoscopia, tutti quegli interventi che ci permetterebbero di avere delle diagnosi iniziali e quindi molto più curabili. Purtroppo questo è anche uno dei motivi per cui c'è un incremento dei tumori, perché non sono state fatte quei screening che il Covid ci ha bloccato in tutto il mondo occidentale, negli Stati Uniti, in Europa e quant'altro. Quindi sì, è un argomento, però ecco, teniamo conto, io dico sempre, ricordiamoci che il parametro principale per valutare la qualità della nostra vita è la sopravvivenza. Ora pensi che in Italia oggi c'è 1 milione di novantenni, ci sono 25.000 ultracentenari. Questi numeri ci dicono che, a parte la qualità della vita di queste persone, no? Che chiaramente in certi casi non è ottimale, però se noi facessimo un ritorno a 50 anni fa, questi numeri non sarebbero mai stati neanche concepiti nel senso della nostra immaginazione. La interrompo un secondo, professore, perché abbiamo Fabio da Padova, se no vi cade la linea. Vai Fabio. Ciao, saluto tutti, anche il professore. Sentite, io volevo dire questo: i miei parenti, genitori, cognato, sono morti tutti di tumore, ma a quanto pare ci siamo dimenticati il disastro di Chernobyl, il quale disastro di Chernobyl hanno detto all'epoca che è successo che in futuro avremmo avuto un sacco di morti da tumore, perché la pioggia radioattiva che ha colpito anche il Veneto, questa radioattività nei terreni rimane per millenni, hanno detto all'epoca, millenni. Quindi quando noi mangiamo qualsiasi terra prodotta qui in Veneto, purtroppo c'è questo inquinamento, almeno da quello che so io.
che ho capito io, non so se è vero, possiamo chiedere al professore se è confermabile questa cosa qui. Ma non abbiamo solo Cernobbio, abbiamo anche i FAS. Non ci manca niente qua nel Veneto, abbiamo anche i FAS purtroppo con queste mamme che stanno combattendo, anzi che saluto, mi ha dato l'occasione Fabio anche di salutare queste guerriere che vogliono vederci chiaro questi valori nel sangue dei loro figli, dei loro cari. Allora prima di sentire anche cosa ne pensa, come risponde il professor Umberto Tirelli al nostro Fabio, andiamo a vedere, perché il tempo corre, la stanza di Jacopo, ecco la prima parte, poi vedremo, andiamo a vedere. Cos'è la stanza di Jacopo? La stanza di Jacopo è un'associazione no profit, nata allo scopo di offrire sollievo alle persone che si trovano ad assistere un proprio caro in situazioni di emergenza, creando piccole oasi di accoglienza all'interno delle strutture ospedaliere. Con fondi propri e donazioni l'organizzazione fornisce agli ospedali e case di cura che ne fanno richiesta l'allestimento di un kit completo per arredare e rendere confortevole un locale interno. La stanza di Jacopo anche di minime dimensioni, ma il più possibile vicino al malato. A chi è rivolta? A chi assiste una persona cara ricoverata in una struttura ospedaliera che vive una situazione per definizione dolorosa e stressante. Quando poi, in atto l'emergenza, il pericolo di vita improvviso che coglie di sorpresa ogni aspetto della vita propria di chi assiste o semplicemente attende in ansia una notizia, passa spesso in secondo piano. Non servono esempi, basta fare mente locale e quanto dolore evitabile si aggiunge a quello inevitabile quando, impotenti dietro una porta chiusa che separa da una persona cara in pericolo, affamati di notizie, non si può nemmeno contare nel conforto di una sedia, di un angolo, di riservatezza, della possibilità di riprendere le forze o sfogare il proprio dolore in un ambiente che non appaia indifferente o ostile. Siamo col presidente dell'associazione La Stanza di Jacopo, ma oltre il presidente lui era il papà, è il papà della fidanzata di Jacopo. Lei ha spiegato molto bene, su pochi attimi succede il finimondo. Bisogna reagire, ma soprattutto credere in qualcosa che può aiutare gli altri. Cosa vuole dire soprattutto alla signora Tocchio? Perché ha avuto una forza e una grinta che anche assieme a lei poi ha avuto la forza di portare avanti questo obiettivo importantissimo che sono queste stanze all'interno degli ospedali. Cosa vuole aggiungere? Io innanzitutto ho un dovere che mi corre, quello di ringraziare questa comunità, perché l'accoglienza che ci è stata fatta è meravigliosa. Grazie per aver capito così bene, ma si vede che è proprio nel DNA delle persone, di capire così bene cosa intendevamo. Noi siamo stati colpiti da una cosa bruttissima e poi oltretutto improvvisa, il giorno di Natale. Jacopo era a Londra e arriva questa notizia, sta male. Prendi l'aereo, corri, arriviamo sul posto e io come unico possibile accompagnatore di Fausta, tutta la famiglia in apprensione, ed è successo quello che è successo. E quello che abbiamo trovato laggiù è stata una grande lezione di umanità. È stato quasi umiliante scoprire che qualche altro faceva queste cose e noi non le avevamo forse mai viste. Professor Tirelli, a lei il commento su questa donna, su questa mamma che è andata in Inghilterra e si è resa conto che quando è arrivata in Italia qui mancava qualcosa. Ecco, essere con te stesso, decidere in un posto anche accogliente, non buttata là, non dietro qualsiasi porta, ma nella tua stanza. Prego professore, e così poi rispondiamo anche a Fabio. Sicuramente l'appoggio psicologico nelle situazioni drammatiche in cui si può trovare una persona, soprattutto un giovane, un adolescente, è basilare, no? Cioè, evidentemente c'è la possibilità, anche se anche questo rientra nelle difficoltà che abbiamo negli ambiti di assistenza generalizzata dei pazienti, però
il fatto che si possa anche modificare il nostro atteggiamento, cioè dando delle opportunità come la stanza di Jacopo, aiuta sicuramente nella malattia, nell'affrontare la malattia e anche per la qualità della vita e anche della morte in questi casi. Alle volte appunto anche abbiamo bisogno di ospedali dove ci siano queste possibilità di avere una propria personalità all'interno, mantenere la propria personalità all'interno dell'ospedale per le malattie croniche, per le malattie purtroppo mortali. Quindi mi congratulo con questa iniziativa che mi pare la stanza di Jacopo sia a Conegliano, ma forse anche in altri ospedali del Veneto, e che quindi sicuramente va appoggiata, e grazie a tutti i volontari che si stanno battendo in questo campo, perché non c'è solo la medicina, diciamo, che può fare tante cose, o i trapianti, ma c'è anche l'appoggio psicologico che aiuta moltissimo, soprattutto nei giovani e negli adolescenti. Ed è qua che volevo arrivare, professor Tirelli, perché io ho avuto molte pazienti purtroppo ammalate di tumore, di cancro, e quello che si sente è che quando viene diagnosticato e viene detto, in quel momento la persona crolla. È un momento talmente drammatico, almeno così spiegavano queste donne che hanno subito gli interventi importanti, molti ce l'hanno fatta, molti stanno ancora combattendo, ma sempre rimboccandosi le maniche e cercando di riuscire a guarire perché ci credono. Però la riservatezza del dolore, ecco, per voi medici, professore, quanto è importante anche l'etica nel momento che tu sai che devi dire questa cosa terribile a questa persona? Perché anche per voi non è facile, ecco, dovete dividervi in due, il medico e l'uomo o la donna. E lo psicologo. Esatto, ecco, anche però la figura del psicologo che è molto importante. Vero, però c'è una squadra, ecco, quello che ho capito invece è che c'è una squadra che supporta, non è il singolo, è una squadra composta, come ha detto il maestro Muti, che non finirò mai di ringraziare. Armonia, bisogna che tutti assieme si riesca ad esprimere l'armonia per far star bene questa persona. Prego, professore. Certo, questo, come dicevo anche prima, è una cosa importantissima. Quando si danno queste notizie negative bisogna sempre considerare che nessuno di noi ha la bacchetta magica o sa il futuro di qualsiasi malattia. Nella mia esperienza ho avuto non raramente delle sorprese, per cui va sempre la notizia data non in maniera drammatica, cioè come succede purtroppo nei giovani, soprattutto medici, hanno questa idea di essere, come dire, gli hanno insegnato, non so come, di essere onnipotenti, di avere già in mano, sapendo, e invece non è sempre così. Quindi l'informazione che deve essere data chiaramente sulla malattia, anche severa, che è grave, che uno può avere, ma lasciare sempre la possibilità di avere dei benefici che possono essere anche solo psicologici, ma però che sono importanti, come viene fatto appunto, come avevamo sentito prima, e poi i trattamenti che ci sono, e poi ogni malattia è diversa dall'altra, non è che tutti sono uguali pur avendo la stessa malattia, perché hanno delle caratteristiche biologiche alle volte diverse, e che appunto ci permettono di avere anche delle evoluzioni molto più favorevoli di quanto noi non pensiamo, ecco. Quindi ci vuole una professionalità che dica le cose, ma nello stesso tempo, come noi siamo stati educati nel nostro passato, a dare delle possibilità non solo di guarigione, ma anche di contrasto, di efficace, di possibilità di vivere a lungo. E abbiamo una serie di nuovi trattamenti anche biologici che per esempio noi pratichiamo nella nostra clinica Tirelli Medica a Pordenone, per esempio l'ossigeno-ozonoterapia, che è un trattamento del tutto privo di effetti collaterali e che è utile e agisce molto bene proprio sul dolore, sulla stanchezza, su tutti i sintomi che ci sono presenti spesso nei tumori e in tante altre malattie.
pensiamo alla fibromialgia per esempio, o la sindrome della fatica cronica, il long covid, sono malattie che mi hanno impressionato, come long covid per esempio, come che non è mortale, però di una qualità della vita distrutta dopo una banale infezione che poteva essere pensata risolta dopo che uno era diventato negativo. Invece c'è il long covid, che è una cosa molto più seria di quanto noi non la stiamo diffondendo in giro per Grazie professore, devo assolutamente mandare la pubblicità. Siamo col professor Umberto Tirelli, direttore clinica Tirelli Medical di Pordenone, docente all'Università di Pavia, assieme con Fausta Tocchia, rappresentante associazione La Stanza di Jacopo, per parlare di donazioni, per parlare di condividere il dolore, ma in senso positivo, non in senso negativo. Prego Fausta. Alcune cose che, cioè sollecitazioni sono tantissime. Si potrebbe parlare per delle ore e ore. Allora, una cosa prima che è stata accennata, è stata detta e sottolineata, ma vorrei sottolinearla ancora di più. Quando si parlava di donazione di sangue, vorrei sottolineare il fatto che senza la donazione del sangue non ci può essere poi il trapianto di organi, perché è alla base della catena. Detto questo, nei confronti dei ragazzi, tu dicevi, ho cercato di raccogliere un po' le emozioni che mi sono arrivate. Questi ragazzi cosa vogliono, no? Che protestano. La protesta in quella fascia d'età e il concetto di rivoluzione è innato, secondo me, ed è giusto che ci sia. Poi possiamo discutere, possiamo sederci e guardarci negli occhi e parlare di tante cose, però per loro è un modo di esserci. E questo mi fa piacere, perché dopo un periodo di completa stasi non si sentiva nulla, e questa reazione, che poi vada contenuta per certi aspetti, siamo perfettamente d'accordo, ma quello lo si fa col dialogo. Se noi parliamo di più con loro o se li ascoltiamo e non pretendiamo solo di essere ascoltati perché abbiamo la verità in tasca, faranno meno gesti estremi. Esatto, certo. E ci sarà un coinvolgimento diverso. Però dobbiamo accelerare, Sì. Fausta, perché tu devi dirci anche un'altra cosa, perché ci sarà un altro evento importante a Treviso. Sì, apriremo la seconda stanza di Jacopo, grazie al dottor Benazzi, direttore generale, che non finirò mai di ringraziare per la sua umanità. Al di là del fatto di aver detto sì e quindi per la realizzazione della stanza di Jacopo, ma proprio per il suo essere, per la sua persona, per l'umanità che trasmette. Ecco, questo. Io mi ricordo la prima volta che siamo andati con Fausta a parlare col direttore e lui gliel'aveva promesso. Nel momento che ci sarà il nuovo ospedale, la nuova cittadella della salute, apriremo un'altra stanza di Jacopo, e ha mantenuto la parola, e questo è molto importante, la parola, il rispetto del dolore di questa mamma che si batte per cercare di far vivere meglio, ecco, altre persone, altri genitori, altri familiari. Sì. Professor Tirelli, devo correre perché sennò non ce la faccio. Ecco, un'altra cosa importante che volevo dire, oggi giornata importante, ecco, cosa vuole dire? Ecco, lei delle volte era molto arrabbiato sulle giornate importanti dove si parla di tumore con like, da poco spazio, ecco, vede un miglioramento? Cosa vuole dire, professor Tirelli? Su cosa? Non ho capito su cosa. Se ne parla abbastanza, perché tempo fa lei era molto arrabbiato su giornate importanti dove si doveva parlare di tumore, di cancro, di queste malattie, se ne parlava poco o si correva dietro a qualcos'altro che lei non condivideva. Prego. Ma no, bisogna essere seri sempre in queste situazioni di parlare di malattie, bisogna avere l'esperienza e bisogna pensare che ci sono tante malattie diverse, non c'è solo i tumori, ci sono malattie cardiovascolari, ci sono tante altre malattie, per cui
noi siamo immersi, noi uomini e donne siamo immersi nelle malattie, però c'è un però, che mentre ai tempi di Pompei vivevano 30-40 anni, adesso viviamo enormemente di più, non c'è confronto, quindi vuol dire che in qualche maniera abbiamo fatto delle cose, possiamo ovviamente molto migliorarle e questo è lo scopo. Bisogna dare, come dicevo prima, sempre la possibilità, la speranza, e la ricerca è alla base un po' di tutta questa faccenda. Non ci sono solo i farmaci, ma ci sono anche i sentimenti e l'approccio ai malati, che è importantissimo. Ma i farmaci, diciamo, e di trattamenti, per esempio quello dell'ossigenotonoterapia, ma i farmaci biologici che sono oggi disponibili, per esempio di tumori della mammella, abbiamo il trastuzumab deruxtecan, che è un nuovo farmaco che anche nelle pazienti che hanno un basso livello di HER2, che è un recettore particolare, riescono ad avere dei risultati eccezionali che portano a controllare la malattia metastatica. Così vale per i tumori del polmone, per esempio, che erano malattie sempre considerate fatali in poco tempo, invece abbiamo degli ottimi risultati con questi nuovi farmaci che vengono dalla ricerca. Certamente il costo di questi farmaci è troppo elevato, a mio parere, è troppo elevato, e lo stesso Biden sta lottando con Big Pharma negli Stati Uniti, perché noi non sappiamo che negli Stati Uniti molti pazienti di tante malattie diverse devono sborsarsi loro enormi quantità di denaro per fare i trattamenti, perché le assicurazioni, quando vedono i costi dei farmaci, si ritirano e lasciano il cittadino americano. Che siamo anche noi su quella strada, se qualcuno non interviene prima, professore. Strada, nel senso che i costi della sanità sono ingenti e noi non abbiamo il coraggio di, come farei io, richiamerei Big Pharma in una stanza, e io, ministro della salute, gli dico: sentite signori, grazie di tutto quello che fate, però dovete ridurre del 50% i costi dei vostri farmaci, perché ci guadagnate già tanto, perché adesso non è più solo una malattia, ma sono tantissime malattie dove voi usate questi farmaci costosissimi. Noi non ce la facciamo più a pagare i medici e gli infermieri che se ne vanno negli altri paesi perché noi non gli diamo uno stipendio adeguato. Quindi mettiamoci d'accordo: o ci riducete il 50% e diamo questi soldi agli infermieri, agli psicologi, ai medici per dare migliore assistenza ai nostri pazienti, perché i pronti soccorsi da noi sono un problema serio proprio perché manca il personale. Altrimenti non li usiamo più i vostri farmaci, ci dispiace, però noi non ce la facciamo più. Questa discussione ipotetica, perché non viene fatta, ma dovrebbe essere fatta, perché appunto non ce la facciamo più con i costi della sanità ingenti, anche perché la tecnologia prevede sempre nuove macchine costosissime e quant'altro. Quindi noi vogliamo tutti arrivare a 100 anni, diciamo, perché pare che nel 2050 ci saranno 300.000 ultracentenari, queste sono le previsioni, e già oggi, come dicevo prima, ci sono, pensate, 1 milione di novantenni, i milioni di novantenni che spesso sono fruitori di farmaci costosissimi alle volte e che appunto il nostro sistema sanitario è in difficoltà. Non viene mai detto questo punto, ma è un punto basilare della faccenda, no? Professor Tirelli, rispondiamo anche a Fabio sulla faccenda di Chernobyl, che voleva sapere se secondo lei ci sono dei problemi di inquinamento. Quando parliamo di scorretta alimentazione e parliamo di tutto quello che mangiamo in maniera sbagliata o in maniera eccessiva, con troppi carboidrati o troppi grassi, tutto quello che si vuole, si vede l'obesità aumentare. C'è anche il problema dell'inquinamento. L'inquinamento, se uno vive sull'autostrada, ha un'aspettanza di vita più bassa rispetto a chi vive lontanissimo dall'autostrada. Quindi non c'è bisogno di Chernobyl per tirare fuori dei problemi di salute dovuti all'inquinamento. Certamente Chernobyl ha contribuito molto, ma chi ha potuto
proteggersi, chiaramente ha avuto meno danni, parlo del problema di avere la tiroide e quant'altro, ma se volessimo parlare di Chernobyl ne parliamo, ma che è una cosa molto importante da far capire alle persone, che non è stato un deficit del nucleare, è stato il deficit dei politici di quel posto, che adesso è in Ucraina peraltro, e che hanno fatto degli esperimenti sbagliatissimi e che hanno fatto crollare Chernobyl, e quelli sono i responsabili, non il nucleare. Allora andiamo a vedere anche il video appunto che ha mandato il professor Tirelli, questa clinica Tirelli, andiamo a vedere. Allora, professor Tirelli, un'altra cosa prima di salutarci, perché veramente questa ora è volata via, Fausta rimarrà ancora, Fausta Tocchio, con noi. Quello che vuole dire questa mattina ai tanti telespettatori e telespettatrici che la stanno ascoltando, ecco, questo tumore, questa prevenzione, ecco, io vorrei parlare di prevenzione, professor Tirelli, lei ha detto molto bene lo stile di vita, tutte quelle cose, però anche investire nella ricerca, nella sanità. Prego, professore. Ecco, allora, prima di tutto a tutti quelli che ci ascoltano, fate attività fisica, anche se siete anziani, muovetevi, fate ogni giorno un qualche chilometro, muovetevi, ecco, è una terapia la più importante per prevenire le malattie oncologiche e per le malattie cardiovascolari. 2, mangiate bene, la dieta mediterranea, ricordatevi della dieta mediterranea, lasciate perdere le schifezze che ci vogliono propinare i nostri amici europei del nord, perché non hanno la nostra qualità di cibo. Usate il cibo italiano. Se fumate, smettete di fumare, non cominciate a fumare niente, anche se evidentemente se uno non riuscisse a smettere di fumare, passare alle sigarette elettroniche è un vantaggio, perché è meno tossico, anche se è tossico lo stesso, ma però molto meno rispetto a bruciare il tabacco e la carta che noi mettiamo in bocca, che purtroppo molta gente. L'alcol, siamo in un'area del mondo, il nord-est, dove si beve tanto, ecco, beviamo meno alcolici, e questo è una cosa veramente importante. Poi ultima cosa, facciamo i test di diagnosi precoce dei tumori. Se abbiamo una familiarità di tumori del colon, di tumori della prostata, di tumori della mammella, di tumori dell'ovaio, nella nostra famiglia, ecco, sappiamo che abbiamo dei test che ci permettono di scoprire se malauguratamente dovessero venire fuori queste malattie in una fase così precoce che si guarisce quasi al 100% facendo una diagnosi precoce, e sono quegli esami che purtroppo durante il Covid abbiamo dovuto bloccare per una serie di motivi, ma che adesso possiamo fare: sangue occulto nelle feci, la mammografia. Professore, mi hanno chiesto di farle una domanda: è più valida l'ecografia o la mammografia? Perché una signora mi ha chiesto di chiederglielo. No, tutte e due le cose sono valide, ma la mammografia o addirittura la risonanza magnetica, quando uno ha un rischio molto elevato della mammella, sono degli esami che si possono complementare fra di loro, ma diciamo che la mammografia rimane il test basilare, perché fa vedere delle cose che altrimenti non si vedrebbero, ma però ci possono essere anche di complementari, quelle ecografie e le risonanze magnetiche a seconda dei casi. Comunque è importante fare queste cose, perché se si prendono i tumori in una fase precoce
e purtroppo mi capita ancora oggi spesso qui alla Tirelli Medical di vedere per esempio pazienti con tumori del colon metastatici già, che chiedendo se i loro genitori avevano avuto il tumore del colon dicono sì, ce l'ha avuto il tumore del colon, e gli ho detto com'è andata? È morto, e appunto ma lei non ha mai fatto il sangue occulto nelle feci? No, non l'ho mai fatto. Ecco, questa è una cosa che veramente mi rattrista e mi fa pensare a quante persone avremmo potuto salvare se avessimo questa organizzazione, che è importante, no? Da perseguire, e noi stessi dobbiamo ricordarci di fare. Io personalmente faccio comunemente questi esami, il sangue occulto nelle feci, se è positivo potrebbero essere emorroidi, ma potrebbe essere anche un polipo o addirittura un tumore. In quel caso si fa una colonoscopia. Ecco, tenete conto che i tumori del colon, sia negli uomini che nelle donne, sono tra i più frequenti, e quindi evidentemente è una cosa che va perseguita e poi dopo ci sono trattamenti nuovi che noi facciamo, per esempio alla clinica Tirelli Medical qui a Pordenone in via Vallona, che sono quelli dell'ossigeno-ozonoterapia, anche nei trattamenti dei tumori. Per esempio gli ormoni che usiamo in certi tumori che danno degli effetti collaterali sono ben contrastati dall'ossigeno-ozonoterapia con ottimi risultati. Poi l'ossigeno-ozonoterapia la usiamo in un sacco di patologie, pensate in più di 100 malattie, può essere usata con successo, e io veramente mi sono convertito 10 anni fa circa, anche di più, all'ossigeno-ozonoterapia, perché ne ho visti i risultati veramente notevoli, sia nella stanchezza cronica, come dicevo prima, la fibromialgia, ma anche di supporto, di prevenzione a un sacco di patologie, per esempio cardiovascolari, per esempio i problemi dei cognitivi, della demenza, i problemi della cecità, i problemi delle ulcere delle gambe, che sono molto comuni negli anziani. Questi possono essere ben trattati o prevenuti, questi problemi, con l'ossigeno-ozonoterapia. Grazie al professor Umberto Tirelli, direttore clinica Tirelli Medical di Pordenone, docente all'Università di Pavia, di essere stato con noi. Grazie veramente professore, buona giornata, buon lavoro, pubblicità. Grazie. Siamo col primario di rianimazione e anestesia. Cosa vuole dire per lei, primario? Cos'è questa stanza? Cosa vuol dire questa stanza all'interno di questa struttura ospedaliera? Allora, devo esprimere la nostra gratitudine di tutti i medici, di tutti i miei colleghi, di tutti gli infermieri per questo regalo che ci ha fatto questa associazione, e in particolar modo alla mamma di Jacopo, perché tutti noi sappiamo che lavoriamo in ambienti di terapia intensiva, sappiamo benissimo quanto sia difficile dare risposte, informazioni corrette e in maniera umana in certe situazioni molto critiche. E un ambiente adeguato, che non sia il solito studio medico asettico, freddo, pieno di carte, un ambiente umano, un ambiente adeguato ci aiuterà sicuramente nel nostro lavoro. Dottor Vernier, c'è molta fatica a recuperare organi. Io sto aiutando una donna, una mamma, che non riesce ad avere un fegato nuovo. Il primo trapianto è andato male, non si riesce a trovare. Che appello vorrebbe fare, dottor Vernier, per cercare di far capire quanto importante è la donazione d'organi? La donazione d'organi può salvare molte vite. Una cosa tragica come la morte di una persona può restituire una vita dignitosa a molte persone, e questa è una cosa che va compresa nella sua importanza. Questa mattina è presente anche un consigliere regionale, perché
la Regione doveva esserci questa mattina. Siamo con? Noi con Giampiero Possamai, consigliere della Regione Veneto, è fondamentale che la Regione debba. Allora io ringrazio tantissimo Fausta Tocchio, che è rimasta qui con noi ancora un pochino per capire l'importanza di quello che ha fatto e di quello che farà in futuro. Eravamo qui all'ospedale di Conegliano, vero Fausta? Sì, esatto. Saluto anche il professor Roberto Cauda, collegato con noi da Roma, infettivologo all'Università Cattolica. Grazie professore di essere qui con noi, veramente grazie. Saluto anche Lino Azzalini, Presidente Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio, grazie a Azzalini di essere qui, ma tornerei proprio da Fausta, che fra poco ci lascerà, Fausta Tocchio, anche per dare questo messaggio veramente di serenità, questo messaggio per capire l'importanza della donazione, delle donazioni in particolare. Prego Fausta, cosa vuoi dire prima di salutarci? Allora, la donazione è qualcosa di straordinariamente grande e amorevole verso il nostro prossimo. Questo penso che dica tutto. Aver donato i propri organi per Jacopo ha voluto dire che con la sua morte 7 persone hanno ripreso il cammino della vita, migliorandolo, addirittura vivendo. Quindi cosa c'è di più grande che donare quando non c'è più nessun motivo per non farlo? Ecco, non ho altre parole da dire. È talmente grande questo concetto della donazione. E donare un fiore è qualcosa che ti fa star bene. Ed è un fiore, sono tanti fiori che si donano nel momento in cui non servono più, non ce n'è più bisogno. Il dolore per la perdita di un proprio caro è qualcosa di enorme e che non passerà mai. Il dolore per la morte di un figlio è quanto di più atroce si possa vivere. Però lo si può vivere anche con un senso di grande gratitudine, tanto per avermi regalato 21 anni della sua vita a mio figlio, per avermi in qualche modo designata sua portavoce per gli anni in cui avrò ancora la possibilità di vivere, perché la sua generosità sia un elemento, un manifesto che possa essere raccolto da tanti. Allora noi sappiamo che essere donatori è estremamente difficile, mentre è estremamente facile essere dei possibili riceventi. Il donatore lo è se muore in determinate situazioni, con tutta una serie di parametri ben precisi e di luoghi ben precisi, per cui è difficilissimo, per cui ancor di più io chiedo a tutte le persone, agli esseri umani, ecco, di dare questo sì, di dire questo sì alla donazione. Nel momento in cui non avremo più bisogno di questi nostri organi, verranno buttati via in qualche modo, no? Noi rimaniamo nel pensiero, nel cuore dei nostri cari, non c'è bisogno di avere qualcosa di tangibile. Doniamo, diciamo sì alla donazione, perché non costa nulla e può essere un gesto di un'umanità assoluta, di grande amore. Sentiamo come vuole salutare il professor Roberto Cauda, infettivologo all'Università Cattolica, collegato da Roma, a questa mamma, a questa donna che ha cercato veramente di far capire l'importanza di aprire queste stanze negli ospedali, la stanza di Jacopo, proprio per riflettere su quella che è la donazione in quel momento che ti viene detto che non c'è più niente da fare. Prego, professor Cauda. Le parole della signora sono commoventi, sono di altissimo valore etico e credo che non sia in grado io di aggiungere nulla. Ha espresso dolore,
ma non rassegnazione. Ha detto delle cose veramente che toccano il cuore delle persone e che credo non abbiano e non possono lasciare indifferenti nessuno. La donazione d'organo, se posso fare una disquisizione di tipo storico, comincia proprio nel 1968, quando a Harvard si stabilisce che la morte di una persona è quando muore il suo cervello, non quando muore il cuore, e questo ha aperto le donazioni. E vorrei anche ricordare, in particolare, che forse in questo momento così anche di commozione è utile farlo, che una delle prime donazioni in Italia fu fatta da Don Gnocchi con le sue corne che permisero, lui moriva, certo non se ne faceva più niente, come ha detto giustamente la signora, a 2 ragazzi che avevano avuto degli incidenti di essere di nuovo parte della società civile e di vedere. Fu fatta una donazione, dicono, si legge in quegli anni, al limite della legge. Quindi la donazione e tutto quello che può portare le persone a donare gli organi, perché è vero, tutti noi possiamo essere ricevitori di organi, ma pochi sono disponibili. Pensiamo anche ad un organo particolare, il sangue, e d'estate si sta avvicinando la stagione estiva, si parla sempre emergenza sangue. Fare un atto di donazione del sangue può essere anche un cambiamento di mentalità nei confronti del rapporto con gli altri. Un rapporto deve essere altruistico e solidale. Professor Cauda, lei insegna all'Università Cattolica, è un infettivologo. Dalla sua angolazione, un'angolazione così importante di persona esperta, competente, che dialoga con questi giovani, come vede questi giovani nel momento che veramente viene loro spiegato l'importanza di conoscere anche quello che è il corpo umano, la donazione, ecco, la storia del dolore, la condivisione, le malattie? Come li vede questi giovani? Qualche mese fa io insegno anche, oltre, come lei giustamente ha ricordato, all'Università Cattolica, insegno anche al campus biomedico e c'è una residenza, sempre qui a Roma, c'è una residenza universitaria che si chiama RUI, che mi ha invitato una sera a incontrare gli studenti. Allora io, preparandomi in questo incontro, ho voluto ricordare come, oltre alla tecnicismo, alla tecnica, che per carità è importantissima, cioè non possiamo essere dei mestieranti, dobbiamo sapere esattamente come si diagnosticano, come si curano le malattie infettive, un lapsus dovuto al mio background, tutte le malattie ovviamente, ma bisogna anche non perdere di vista quello che gli americani chiamano le medical humanities, cioè in qualche modo l'umanizzazione della medicina. E da qualche anno a questa parte, quando ho studiato io non c'era, adesso c'è, ma andrebbe ulteriormente potenziata l'etica medica, che non è soltanto il rapporto tra colleghi, ma anche il rapporto che c'è con quello che sono i pazienti, i parenti dei pazienti. Nel vostro servizio, mi sembra il direttore dell'ospedale dove c'è la stanza di Jacopo ha detto una cosa che io ho sperimentato in oltre 40 anni di attività clinica, cioè quando uno deve dare delle notizie, qualche volta le notizie non sono poi così buone, è bene essere in un ambiente che almeno attenui la gravità delle nostre parole, non deve essere un ambiente freddo. E poi c'è anche una postura, anche un essere partecipi del dolore, il che non vuol dire essere ottenebrati in quello che è la nostra attività, quello sarebbe un errore, ma bisogna essere compartecipi come uomini, come persone, del dolore del paziente e delle sue famiglie. Grazie veramente per queste parole, professor Cauda, che ci fanno ben sperare sul futuro
che abbiamo davanti, che sono questi ragazzi, questi giovani, che devo dire la verità, ce la stanno mettendo tutta per veramente cercare di fare anche una comunità migliore. Questo lo dico perché io non voglio esempi negativi, noi vogliamo esempi positivi, i giovani ce li stanno dando, molti giovani, ce n'è qualcuno che non lo dà e forse ha più visibilità di quello che lo dà, ma io voglio portargli gli esempi positivi di questi giovani. Allora io ringrazio e saluto tantissimo Fausta Tocchio di essere stata con noi, rappresentante Associazione La Stanza di Jacopo, questa seconda stanza che verrà aperta qui all'ospedale di Treviso nella nuova cittadella di salute. Veramente grazie Fausta e veramente complimenti per tutto quello che fai, grazie. E adesso andiamo a vedere, così portiamo anche il professor Cauda a vedere questo servizio bellissimo di Luciano Azzalini, i Cembri. Andiamo a vedere. Siamo arrivati qui alla fine del 1700 da Roana, sull'altipiano di Asiago, per continuare il nostro mestiere di lavoratori del legno. Quante fatiche, quanti stenti hanno dovuto sopportare i nostri padri per trasformare i grandi faggi del Cansiglio in scatole, in contenitori. Sì, perché era quello il nostro lavoro. Fin da piccoli ci dicevano: ricordati che sei cimbro. La certezza delle mie origini mi ha aiutato a vivere meglio. Eravamo in tanti ed eravamo orgogliosi del nostro lavoro. La foresta era la nostra casa e noi, liberi, ci vivevamo. Eravamo in armonia con l'ambiente. Ci insegnavano fin da piccoli a capire il linguaggio della foresta, a capire i segnali del tempo. La famiglia, la famiglia. La famiglia era una cosa importante. Ognuno apportava il proprio contributo al lavoro quotidiano, anziani e bambini compresi. Dalla sua unità, dalla sua compattezza, dipendeva l'esito positivo del futuro.
religione era molto importante. Ogni giorno era accompagnato dalla preghiera delle donne e dei bambini. Gli uomini invece vivevano in silenzio e con dignità la loro preghiera quotidiana, fatta di stenti, fatta di lavoro, fatta di fatica. Poi venne il progresso, cominciò l'era della plastica e così abbiamo dovuto abbandonare il nostro lavoro. Ed è con noi e sono veramente contenta che sia venuto a trovarci Lino Azzalini, Presidente Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio. Buongiorno. Così l'abbiamo fatta vedere anche il professor Roberto Cauda. Allora spero proprio che il professore poi dica qualcosa su questa vita frenetica che tutti facciamo invece di assaporare e respirare la natura. Allora Azzalini, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Cosa sta succedendo secondo lei? Vaia non ha insegnato molto a voi. Vaia purtroppo ha creato dei danni notevoli alla foresta, lo sappiamo tutti, però adesso c'è un'altra questione che sta portando dei danni ancora, forse anche maggiori, che riguarda tutto l'arco alpino, credo, è il bostrico, una malattia che ogni tanto si verifica, però non vedo provvedimenti presi nell'immediato per risolvere questo problema. Credo si lasci andare, che la natura faccia il suo corso, non lo so se questa è una soluzione. Una volta si interveniva, oggi mi pare che non si interviene su questo problema. Hai fatto bene a dirlo, Azzalini. Quello che però abbiamo visto sono le origini, la storia, ecco, di questo mondo meraviglioso, il mondo dei cimbri. Spieghiamo cos'è il cimbro, perché lei me l'ha spiegato prima e molti a casa non lo sanno, che forse non è proprio il termine giusto, diceva Azzalini. Sì. Prego, Azzalini. Sì, la storia dei cimbri è una storia molto antica, riguarda queste popolazioni barbare che venivano dalla Jutland e poi attraverso la Germania. Ci sono state tutte queste questioni storiche, la battaglia sui campi radui, e quindi quella è la storia dei cimbri veri. Noi invece siamo un gruppo etnico che attorno all'anno 1000 ha fatto una grande migrazione e una corte benedettina tedesca ha avuto un ruolo dominante su questa migrazione verso la Repubblica Veneta, perché c'erano degli accordi appunto che queste popolazioni che provengono dalla Baviera, dalla Bassa Germania, si instaurassero sulle zone montane, in particolar modo sugli altipiani di Asiago, e lì si fondò la reggenza dei 7 comuni che sostenevano tutta questa popolazione che parlava una sua lingua, che era il cimbro, che è un tedesco antico, un alto tedesco che poi ha subito delle evoluzioni. E quindi tutta questa popolazione ha creato questa comunità che godeva di autonomia rispetto a Venezia, perché era Venezia che tutelava appunto questa popolazione. C'era un accordo che i cimbri dovevano dissodare, rendere utili i terreni e le zone e popolare quelle zone boschive, l'altipiano di Asiago, e in cambio di questi avevano dei privilegi perché tutelavano anche i confini. E quindi poi 200 anni dopo c'è stata un'altra migrazione verso la Lessinia, nel Veronese, con 13 comuni della Lessinia, che sono anche loro di comuni cimbri. Poi verso la fine del Settecento c'è stata una migrazione da uno dei paesi dei 7 comuni di Asiago, precisamente da Roana, verso il Cansiglio. Il Cansiglio perché era un bosco ricco di materia prima che serviva ai cimbri in quel tempo, perché facevano questi prodotti che si chiamano appunto i scatoleri, i scatoi, erano chiamati talzieri o scatolai, e facevano questi prodotti con il faggio, e il Cansiglio era ricco di faggio. Non c'era plastica, ma c'era il legno dappertutto. Venezia stava cadendo, e quindi il faggio non serviva più come bosco da reme, perché sappiamo che il Cansiglio è tutelato dalla Repubblica di Venezia,
che l'ha acquisito verso il 1400. Bellissima questa storia, perché poi dite che non vi faccio sentire, capire, conoscere oppure ricordare le nostre storie, perché sono anche le nostre storie. Professor Roberto Cauda, infettivologo, la mia domanda è anche questa. Quello che colpisce, quello che ha detto Azzalini, non c'è abbastanza attenzione su quello che la natura sta segnalando. Ecco, lei rispetto a queste parole cosa vuole dire? Perché qualcuno sta segnalando, ecco, lei infettivologo, sentiamo la massima attenzione che dobbiamo avere anche per fare prevenzione su questo anche noi. Prego, professor Cauda. Sì, innanzitutto mi permetta di dire che quel documentario mi ha un po' riportato indietro di molti anni, perché come forse ho avuto modo di dirle quando sono stato con grande piacere mio vostro ospite, io ho vissuto alcuni anni da piccolo nel Veneto, quindi l'altipiano di Asiago lo conosco molto bene, così come ho molto apprezzato la storia che il Presidente ha veramente descritto in modo sintetico ma completo. Le rispondo con una frase tratta dalla Laudato Si di Papa Francesco e dice: Dio perdona sempre, l'uomo perdona qualche volta, la natura non perdona mai. Noi abbiamo avuto una lezione molto dura con il Covid-19 perché c'erano state delle avvisaglie sul fatto che quanto più si riduce l'habitat degli animali selvatici, tanto più c'è il rischio che l'uomo venga a contatto con gli animali selvatici e quindi ci possa essere il salto di specie. Quindi quello che è stato lamentato in assenza di una programmazione, in assenza di un intervento che deve essere radicale, ovviamente gli interventi variano da zone a zone, un intervento fatto in Cina è diverso da un intervento fatto nel Veneto o nelle campagne laziali, evidentemente questo va detto. Però l'attenzione nei confronti della natura, dell'ecologia, va in qualche modo portata ai massimi livelli, tenendo presente, e qui cito quello che ha detto Umberto Tirelli, che idealmente saluto perché negli anni bui dell'AIDS abbiamo avuto molti contatti congressuali, scientifici, e era un po' che non lo vedevo e mi ha fatto piacere vederlo. Lui ha detto: quanto più si vive all'aria aperta, tanto più si riduce il rischio di malattie gravi, compresi i tumori. Professor Cauda, la prego di spiegare anche l'importanza di capire la differenza tra virus e batteri, perché è molto importante, perché anche noi dobbiamo comprendere, perché molte volte si fa confusione, perché o che si parla troppo tecnicamente, e invece dobbiamo anche noi capire la differenza tra virus e batteri, che è quello che preoccupa. Prego. Dunque, sia i virus che i batteri possono dare malattie gravi, letali, quindi non c'è una classifica, i virus sono più gravi di quanto non siano i batteri, e c'è una caratteristica diciamo dal punto di vista banale, ma non è banale, che i virus si vedono al microscopio elettronico e i batteri si vedono al microscopio ottico, quindi una questione di dimensioni. Poi i virus necessitano di un'altra cellula, nella fattispecie quelle dell'uomo o degli animali, per replicarsi, mentre i batteri si possono replicare indipendentemente dalla presenza, quindi nell'ambiente si possono replicare. E il virus nell'immaginario collettivo, io vedo anche voi giornalisti, spesso dice una grave malattia virale, poi in realtà andando a leggere non era una malattia virale. È vero, come lei ha detto, c'è un po' di confusione e anche molta incertezza, però io credo che va in ogni caso portato alta l'attenzione sulle malattie infettive, siano esse malattie virali o batteriche. Mi permetta una battuta: non possiamo permetterci in questo momento, a mio modesto avviso, di trascurare la prevenzione, che è una prevenzione sia individuale, in termini di lavaggio delle mani, quando c'era la necessità, mascherine, eccetera, e sia in termini più generali l'utilizzo dei vaccini laddove ci sia la necessità di farlo.
La ringrazio professor Cauda, perché veramente io continuo a invitarvi, perché l'informazione non è mai troppa, perché purtroppo c'è tanta confusione e poca informazione. Se poi qualche addetto ai lavori ci mette anche la ciliegina, siamo proprio a posto, perché purtroppo succede anche questo. Un'altra domanda, professor Cauda, è questa diversità che abbiamo come essere umano. Prima diceva giustamente il professor Tirelli che non tutte le malattie colpiscono nella stessa maniera l'individuo, perché ognuno, ecco, risponde alla propria maniera. Cosa vuole dire? È un aspetto purtroppo che non è stato ancora completamente decifrato. Pensiamo che il genoma umano è stato decifrato nell'anno 2000 e poi successivamente nel 2003 è stato perfezionato. Oggi sappiamo molte più cose di quando mi sono laureato io nella metà degli anni 70, in cui appunto si parlavano di situazioni particolari e in cui non c'erano spiegazioni per determinate malattie. Ora noi sappiamo che ad esempio alcuni tipi di tumore possono avere una loro familiarità, che ci possono essere una familiarità o dei determinati geni associati con le leucemie. Avere una familiarità non vuol dire, ovviamente, tranquillizziamo tutti, che quello deve per forza avvenire in quella persona, in quel determinato momento, con quella determinata malattia. Ma questo deve porre, almeno per le cose che noi sappiamo, ad avere un'attenzione in termini di prevenzione. Io credo che con lo sviluppo della scienza avremo sempre più informazioni, e queste informazioni ci consentiranno di vedere, ad esempio, se una persona ha una maggiore predisposizione rispetto a un'altra, ad esempio al diabete, e quindi deve fare dei controlli un po' più serrati rispetto a un'altra. Al momento abbiamo molte informazioni, ma non le abbiamo tutte. Io credo che però quello che possiamo fare per vicariare, per in qualche modo cercare di mettere un ponte sul gap che noi abbiamo, è quello di fare prevenzione comunque a 360 gradi. Grazie, allora adesso ci rilassiamo ancora su questa meraviglia della natura, andiamo a vedere il secondo video dei cimbri, Anima di un popolo. Molti di noi hanno lasciato la foresta in cerca di altri orizzonti. Altri, pochi però, sono rimasti a fare i boscaioli. Il rumore delle motoseghe ha rotto la quiete del bosco e anche quella che era la poesia del nostro mestiere. Così i villaggi si sono a poco svuotati. Ormai siamo rimasti in pochi e i più sono anziani. Ci rattrista
vedere la nostra terra a poco abbandonata e quasi non vorremmo essere noi gli spettatori ultimi di questo triste evento. Però ci consola e ci rafforza la certezza che tutti i cimbri del Cansiglio sono presenti con lo spirito e il pensiero qui, nella loro foresta, qui, accanto a noi. Quando non ci sarò più, tornerò anch'io per sempre nella foresta, tra questi alberi. E qui mi unirò al vivere libero dei miei fratelli. Lino Azzarlini, grazie per questi video. Oggi è la giornata veramente di ricordi molto belli, struggenti. Questa meraviglia di natura che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi da casa, che è la foresta del Cansiglio, che forse non ci rendiamo neppure conto di quanta bellezza abbiamo, ci lamentiamo sempre e poi a 2 passi abbiamo questo e non riusciamo nemmeno a capirlo. Prego Azzarlini. Sì, appunto la foresta raggiungibile dalla pianura in mezz'ora di macchina da quasi tutta la pianura, sia quella trevigiana che anche quella dalla parte del Bellunese, che magari era meno frequentata dalla parte del Bellunese perché appunto conoscevano loro abitavano in montagna e le proprie montagne, invece c'è questo angolo di natura così incontaminata che è la foresta del Cansiglio. E per fortuna dico io, che per fortuna anche. Certo. Azzarlini, questo profumo di natura che sprigiona tutta la potenza della natura, questi alberi che profumano in tutte le stagioni, con dei colori che veramente rimani senza fiato dalla bellezza. Perché molti uomini, parlo in generale, molte persone non riescono ad avere questo rispetto che tutti dovremmo avere per questa meraviglia che ci dà la forza di vivere, che ci fa vivere, che è l'ossigeno. Continuiamo a tagliare, a cementificare, e taglia. Vaia non ha insegnato niente. Prego. No, la foresta va mantenuta e il territorio va mantenuto, nel senso che il territorio deve essere anche presidiato dall'essere umano. Noi abbiamo la dimostrazione, noi cimbri abbiamo sempre vissuto in Cansiglio perché le nostre generazioni più vecchie di me abitavano il Cansiglio in modo permanente. Noi siamo stati i primi con la Repubblica Veneta autorizzati ad abitare in modo permanente nella foresta. Mentre chi lavorava, sia le compagnie degli arboranti che tagliavano, quindi a fine giornata lavorativa dovevano tassativamente abbandonare la foresta. E questo ha fatto sì che noi cresciamo appunto in simbiosi con la natura in Cansiglio, perché vivevano nelle abitazioni minimaliste, chiamiamole così. Visto? Sì, c'erano piccoli casoni con i muri a secco,
alla base e poi attraverso travi e tavolame veniva fatta la costruzione della casetta vera e propria. Però questo problema ancora non è stato risolto, nel senso che stiamo ancora lavorando per ottenere appunto la permanenza nel Bosco del Cansiglio. Perché qui questa mattina a Zalini abbiamo Angelo da Vigonza. Vai Angelo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, il mio problema è che ho lavorato a Buenos Aires per 6 anni, avevo 16 anni quando sono arrivato con la Santa Fe a Buenos Aires e sono ritornato, ho fatto il militare, 18 mesi di militare. Comunque il discorso è questo, che l'Argentina per 3 anni mi hanno dato la piccola pensione, adesso è 3 anni che non ricevo più niente. Questo volevi testimoniare con questa telefonata. Grazie Angelo, bisogna combattere, bisogna informarsi, continuare a combattere, prima o poi qualcosa accadrà, dico io. Forse se possiamo anche noi fare, come avete sentito che la Germania l'ha fatto, la Mirella è anni che lo dice, di dare il voto ai sedicenni, che io sono convinta che saprebbero anche votare, perché non è detto che il trentenne, il quarantenne o il sessantenne lo sappia. Perciò questi sedicenni in Germania votano, in Grecia addirittura a 17 anni, noi siamo fermi perché abbiamo paura forse di farli votare. Allora, professor Cauda, ecco, questa natura meravigliosa bisogna rispettarla, quanto importante è vivere in natura? Lei è un infettivologo, cosa vuole dire? Questa foresta meravigliosa che abbiamo la fortuna di avere, da nord a sud, da est a ovest. Esatto, c'è stata una espressione che mi sono in qualche modo mentalmente preso, appuntato del Presidente, vivere in simbiosi con la foresta, e noi praticamente abbiamo vissuto, parlo nel Novecento, il cosiddetto secolo breve e in parte anche dell'Ottocento, l'idea di andare tutti nelle città, no? L'urbanizzazione, perché nella città c'erano i soldi, c'era il lavoro, c'era la possibilità di vivere meglio, e quindi mentalmente la campagna era vista come un qualche cosa di sorpassato. Oggi io spero, e ci sono già delle avvisaglie ormai da molti anni, c'è un ritorno alla campagna, un ritorno anche alle proprie origini, proprio perché si è visto che in realtà il fascino della città non è poi così forte, e lei accennava al fatto delle malattie. È chiaro che l'inquinamento, a parte i tumori, che questo ormai noi sappiamo tutti che l'inquinamento può esserne una causa, ma anche nel campo mio delle malattie infettive si è visto ad esempio che laddove c'erano polveri sottili presenti in maggiori quantità nelle aree del mondo e anche dell'Italia, lì c'è stata una maggiore gravità di Covid-19 e una maggiore mortalità. Quindi il pensiero che dovremmo avere è quello: rispettiamo la natura e nel limite del possibile cerchiamo di vivere più a contatto con la natura che con gli scappamenti delle macchine. Allora, professor Cauda, abbiamo avuto proprio ieri, vediamo poi se riusciamo a trovare anche il servizio, chiedo alla regia se riesce a trovarlo, del direttore generale dell'ULSS 2, che è un po' allarmato, un pochino anche tanto, per questa pertosse infantile che sta aumentando. Ecco, sta aumentando anche coi numeri che stanno preoccupando, e forse c'è qualcosa che non sappiamo e non ci dicono. Come mai questi molti casi? Lei ne ha sentito questa cosa, professor Cauda? Sì, dunque ci sono dei casi di pertosse, così come c'erano dei casi di infezioni respiratorie nell'infanzia, e una possibile spiegazione, per carità, una delle possibili è il cosiddetto debito immunologico o furto immunologico, che spiego in pochissimi secondi.
sono tutte e due correlate al Covid-19. I piccoli sono stati poco a contatto in questi 3 anni e passa di pandemia con degli agenti patogeni, quindi hanno avuto poco modo di sviluppare quell'immunità naturale che normalmente si sviluppa. E in più chi si è ammalato di Covid, forse questo vale più per gli adulti che per i bambini, ha in qualche modo sviluppato una immunità focalizzata più sul Covid che sull'altro, quindi ha difficoltà a avere una plasticità del sistema immunitario. A questo aggiungo un fatto che durante il Covid molte vaccinazioni non sono state fatte in tutto il mondo, non è solo un problema italiano, e questo porta necessariamente allo sviluppo di forme che fino a qualche anno fa erano controllate benissimo, come la pertosse. La pertosse, quando ero piccolo io, dilagava nelle scuole perché è molto trasmissibile, e mi riallaccio alla sua domanda di prima, virus e batteri. In questo caso è un battere, la Bordetella pertussis, quindi a questa malattia non possiamo ascriverla in negativo ai virus. Però il direttore generale, io non ho sentito l'intervista, ma quello che lei mi ha detto mi trova perfettamente d'accordo. E il rimedio qual è? Il rimedio è un'attenta vaccinazione. Allora abbiamo Sandra da Padova. Vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno sempre agli illustri ospiti. Io sono d'accordo con il professore, il medico che ha appena parlato. Io ringrazio Dio, ho fatto i vaccini, non ho preso il Covid, io uscivo con mascherina, facevo la spesa, abito in centro a Padova, non so. Però io credo che l'individuo, se sta chiuso, gli anticorpi non li faccia, perché bisogna anche affrontare, è come il cibo, se tu mangi sempre biologiche bisogna stare attenti qua. Io ho una mia amica che sta attenta a tutto, è piena di allergie. Io ringrazio il Padre Eterno, il mio DNA non lo so, che per fortuna non le ho. E poi ascolto sempre volentieri i vostri suggerimenti, perché io non sono un medico, però io sono anche una che fa prevenzione. Prima c'era il professor Tirelli di Pordenone. Io ho fatto tutto, anche il sangue occulto, perché forse ho coraggio, mia sorella non fa niente, per dire. Non lo so, io voglio essere tranquilla, mammografia, ho fatto tutto, mi mancano le unghie dei piedi, tra virgolette. E per fortuna è andato tutto bene. E poi volevo dire una parola al signore che hai seduto di fianco, che io in tempi, diciamo, buoni finanziari, avevo la casa a Nevegal, dunque conosco molto bene la zona, che è veramente stupenda. Poi l'ho venduta perché le spese, cioè la crisi, tutto un insieme di fattori, proprio per, non in quanto la casa, in quanto il posto, perché tutti questi paesetti che ci sono, il lago, cioè la montagna, è bella perché anche il mare, però ti dà, puoi andare d'inverno, puoi andare d'estate, se vuoi camminare cammini, se vuoi, è chiaro, dopo l'età va avanti, allora non puoi più fare tante cose. Però io sono una che cammina, io faccio 4-5 chilometri al giorno, non ho l'ascensore. Brava, hai sentito che ti fa bene. Devo chiudere Sandra perché sennò non ce la faccio. Auguri e buona grazie, domenica. grazie cara Sandra, come sempre molto attenti a questa trasmissione, ecco, e mi fa molto piacere anche perché vi collego con tutto il mondo, non vi lamenterete mica, piova, vento, dappertutto andiamo con Sveglia Veneti. Quello che però vorrei anche capire, andiamo a vedere intanto il servizio, voglio proprio farglielo vedere al professor Cauda, quello che ha detto il direttore generale dell'ULSS 2, perché noi facciamo prevenzione, professore. Andiamo a sentire proprio in merito alla pertosse infantile. Che abbiamo avuto circa 90 casi, 89-90 casi rispetto a 3 casi dell'anno scorso, quindi sicuramente un'implementazione, c'è stato un grosso numero, quindi vuol dire tanti casi. Un'impennata di casi di pertosse nell'ULSS 2 rispetto allo stesso periodo di un anno fa, un andamento che rispecchia quello che si registra a livello europeo e italiano. In Veneto nei primi 6 mesi del 2024 sono stati 643 i bambini colpiti, una situazione che ha portato la direzione prevenzione della regione
Regione Veneto ad emanare una circolare rivolta a tutte le aziende sanitarie. Dove viene chiesto, ovviamente nelle aree dove ci sono meno persone vaccinate, meno minori vaccinati per la pertosse, ecco, di aumentare l'informazione e di fare in modo che veramente tutti i minori si possano proteggere con la vaccinazione. Nella Marca il tasso di bambini vaccinati è del 94%, ma rimane una fascia di territorio provinciale dove la copertura vaccinale è ancora bassa, ed è qui che l'ULSS, anche attraverso i pediatri, sta lavorando con una campagna di sensibilizzazione. La pertosse è una malattia particolarmente contagiosa e in presenza di un caso scatta la profilassi per tutti i contatti stretti. Come per ogni patologia respiratoria, con l'arrivo della bella stagione ci si aspetta una discesa della curva. Adesso speriamo con la bella stagione che questi si riducano, ecco, però la vaccinazione resta ovviamente il must, cioè la cosa più importante da fare. Il timore infatti è che con il ritorno del freddo e la riapertura delle scuole i contagi possano tornare ad aumentare. È peggiore di questa sicuramente, perché stando girando chiaramente poi il rischio è proprio quello, se non si ha gente protetta, che poi la pertosse possa propagarsi sempre di più. Allora, professor Cauda, perché le ho fatto vedere questo servizio? Perché si punta molto sulle vaccinazioni, però le posso confermare che molti hanno ancora paura. Io ricevo le telefonate, addirittura dicono che a causa del vaccino che hanno fatto hanno avuto dei problemi enormi, gravissimi. Cosa vuole dire? Ecco, che informazione vuole dare questa mattina, professor Cauda? Io voglio dire che grazie ai vaccini noi siamo riusciti a controllare malattie che hanno prodotto milioni e milioni di morti. Ne cito una sola che adesso non è più soggetta ad alcun tipo di vaccinazione perché è scomparsa grazie al vaccino dalla faccia della terra. Mi riferisco al vaiolo. E quando io parlo di vaccini sia agli studenti sia durante i congressi faccio vedere una stampa degli inizi dell'Ottocento inglese in cui c'è un mostro che divora bambini e questo mostro è il vaccino di Jenner che era appunto stato introdotto da pochi anni. Quindi l'idea che le vaccinazioni non facciano bene è radicata purtroppo in modo erroneo nella popolazione. Del resto il concetto è questo: io sto bene perché mi debbo mettere a rischio la mia salute potenzialmente con un vaccino? No, la vaccinazione è utile perché ti proteggi verso un qualche cosa che non vedi ma che può essere drammatico. Alle persone che non vogliono vaccinare i figli io dico: guardate, quando io ero piccolo nelle scuole c'era sempre uno o due bambini con la poliomelite. Questi sono scomparsi. Cos'è? Dovuto a condizioni climatiche? No, è dovuto al vaccino. Quindi la parola d'ordine è vaccinarsi. Vaccinarsi in maniera responsabile con delle strutture ovviamente deputate a questo e avendo purtroppo presente che qualche volta ci possono essere degli effetti collaterali che non vanno però ingigantiti nella stragrande maggioranza dei casi, e l'abbiamo visto col Covid, dove sono state vaccinate centinaia di milioni, miliardi di persone nel mondo e gli effetti sono stati veramente minori, molto molto minori di quelli che avrebbe prodotto una malattia. Grazie veramente professor Roberto Cauda per aver spiegato ancora una volta l'importanza della vaccinazione e dei vaccini. Allora adesso vediamo queste locandine, salutiamo anche Lino Azzalì. Ecco, stiamo vedendo delle locandine importanti che parlano proprio della storia dei cimbri. Come ci vuole salutare Azzalini? Adesso vediamo se vanno in onda e cosa vuole dire in merito proprio a investire anche in queste foreste, a salvaguardarle, a fare prevenzione. Prego. Io vorrei dire solo che il Cansiglio è sempre stato protetto da chi è foresta. Parliamo del 1400, quando Venezia assume il controllo del Cansiglio perché capisce l'importanza del bosco d'Areme che per le sue navi, per le galee veneziane. Poi si è proseguito con l'Unità d'Italia e il Corpo Forestale dello Stato, che era quello che gestiva in toto la foresta, che poi è stata suddivisa con la Regione Friuli, Regione Veneto, e quindi ci sono le leggi e questi enti che attualmente Veneto Agricoltura, assieme ai carabinieri forestali, controllano e gestiscono la foresta. Però adesso c'è questa malattia?
Però c'è questo fatto che io segnalo, io non ho voce in capitolo per dire... Però segnaliamo, giusto? Sì, si segnala. Perché è preoccupato Azzalini, non è che non sia preoccupato. E appunto c'è questa vaia, è stata vaia, la causa non lo so, però c'è questo nuovo problema sulle foreste, ma non riguarda solo il Cansileo, riguarda tutto l'arco alpino. E i lupi? I lupi è un'altra questione, perché i lupi, la presenza del lupo, ormai ce ne sono più di un branco in Cansileo, c'è qualche branco e anche abbastanza numerosi, e quelli sono un problema perché ormai le zone antropizzate sono tante, nel senso che la presenza del lupo di per sé è un predatore che ha agito anche su un certo indirizzo, cioè ha fatto sì che il numero dei cervi sia calato, perché sono stati predati e alcuni si allontanano perché c'è il pericolo del lupo. La natura riesce a equilibrarsi, però, sì, però c'è la questione che riguarda gli allevatori, e gli allevatori chiedono risarcimenti, c'è tutta una problematica, anche il lupo. Vediamo anche la locandina, qui cosa stiamo vedendo, Azzalini? Cos'è questa locandina? La vede? No, non la vede? No. No, non importa. Allora, stava finendo il discorso dei lupi? Il discorso dei lupi, alcuni dicono che sono stati inseriti apposta, io da quanto ne so, da quanto ho ascoltato gli esperti che fanno dei convegni anche sul lupo, che non crea pericoli per l'uomo perché non assale l'uomo e così. Però c'è il problema con gli allevatori, specialmente perché il lupo non si sa bene perché quando vede un gregge di pecore che assalta non si limita ad ammazzare una pecora, fa una strage, e quindi questo è un problema del lupo con gli allevatori, quindi c'è uno scontro tra chi protegge e chi difende. E chi difende, ognuno le proprie parti. Allora salutiamo tantissimo il professor Roberto Cauda, che è stato con noi, infettivologo all'Università Cattolica, collegato con noi da Roma. Grazie professore, venga a trovarci e vada a trovare Azzalini quando viene in Veneto, fa veramente una bella passeggiata su questa meravigliosa foresta che abbiamo. Grazie professore, grazie anche al nostro Lino Azzalini, presidente Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio. Grazie, pubblicità. Siamo in presenza col dottor Gerardo Favaretto, psichiatra, ex direttore, già direttore servizi sociali dell'ULSS 9, ed è collegato da Treviso Massimo Vettoretti, presidente Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. Grazie Vettoretti di essere qui anche lei con noi, perché questa mattina parliamo di ricordi, parliamo di fragilità, di tante cose, ma soprattutto, visto che da oggi si va a votare, mi raccomando andate a votare, perché il voto è importantissimo, andate a votare, guardate che non è una cosa così semplice come fate voi, sarà anche l'Europa, ma andate a votare perché siete importanti. Allora, sentiamo proprio da dottor Gerardo Favaretto cosa ci dice da questa angolazione delle fragilità. Lei sa benissimo che la Mirella è sempre sommersa di fragilità, però non vedo la luce sul tunnel. Mi dispiace, dottor Favaretto, io penso che forse dovrebbero essere più attenzionati queste persone che hanno bisogno di risposte, che hanno bisogno di veramente avere questi servizi alla persona che purtroppo mancano o non sono sufficienti. Prego, dottor Favaretto. Beh, intanto buongiorno Mirella, buongiorno a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo. Mi pone una questione, intanto non dobbiamo smettere di combattere, possiamo dirlo, perché occuparsi della fragilità è uno dei segni della qualità della civiltà. Insomma, questo lo sappiamo da tanto tempo. Le persone fragili e che hanno più bisogno sono anche le persone che hanno maggiori diritti. Questo in qualsiasi società civile dovrebbe essere chiaro. Cosa vuol dire avere maggiori diritti? Perché non è solo un discorso teorico, etico, è un discorso molto pratico. Significa che se abbiamo delle risorse, e quelle che abbiamo, dobbiamo fare delle scelte, o le risorse vanno, che ne so io, verso l'acquisto di navi o di cannoni o cose del genere, o vanno per la tutela
delle persone che hanno bisogno, che sono fragili. Quindi questi sono gli interrogativi che bisogna farsi. Il concetto di fragilità è un concetto estensivo, no? Un po' un ombrello che comprende tanti aspetti. Ci sono le fragilità personali, cioè le persone che sono in difficoltà per dei loro motivi, delle disabilità, delle malattie croniche, delle situazioni di non funzionamento dal punto di vista personale e sociale, e poi c'è appunto l'aspetto sociale che può accentuare o compensare questa fragilità. Una persona che trova nel contesto sociale quel supporto che gli permette di affrontare le proprie disabilità, le proprie difficoltà, compensa, cioè trova la possibilità di avere un funzionamento sociale gratificante e una qualità della vita accettabile. Ognuno poi ha la sua, ovviamente, non possiamo pretendere che tutti abbiano lo stesso tipo di qualità di vita e soddisfacimento, ma quello che conta è la felicità della persona, no? Un concetto che sembra molto retorico, che invece è molto pratico. Tutti hanno diritto a vivere una vita felice nell'ambito di quelli che sono i loro valori, le loro priorità. E questo è, io credo, uno dei fondamenti in questo momento di vita sociale. Dice Mirella, stiamo andando male. Sì, non stiamo andando bene, no? Nel senso che in questa situazione di difficoltà complessiva di quelli che sono anche i valori, se vogliamo, della nostra organizzazione sociale, è vero che abbiamo tante dichiarazioni nazionali, regionali, europee che riconoscono queste priorità, ma poi nella pratica spesso abbiamo delle grandi difficoltà, che sono per esempio nel rispettare alcuni principi. La persona che ha una fragilità deve essere aiutata in primo luogo nel suo contesto di vita abituale, cioè a casa sua, tanto per intenderci, perché questo è un primo passaggio di cultura estremamente importante. Tutelare le persone fragili non si fa costruendo istituti su istituti su istituti, si fa aiutando le persone a stare a casa loro ed avere la migliore qualità di vita possibile. Poi una parte di queste persone possono non farcela, avere un bisogno di supporto, di assistenza così importante, così intensivo, allora sì, c'è bisogno di alcune strutture, ma se poi andiamo a vedere non sono la maggioranza, non sono tutti, sono alcuni di questi nelle situazioni più difficili, e allora lì c'è il passaggio da casa propria, dal proprio contesto di vita, a un supporto che sia più intensivo, e allora a seconda della tipologia di fragilità, ovviamente, che parliamo di anziani, che parliamo di persone con disturbi mentali o con altri tipi di problemi, c'è un senso nell'avviarli verso delle strutture che saranno specifiche e dedicate. E anche queste sono in difficoltà, perché non è solo in difficoltà la rete, diciamo, un po' dell'assistenza domiciliare e di quello che significa appunto far star bene le persone a casa loro, ma è un po' in difficoltà anche un po' il sistema delle strutture. Proprio perché la questione forte che si pone oggi è la priorità sull'uso delle risorse. Le risorse, cioè soldi sostanzialmente, no? Le risorse non sono molte, sappiamo bene quali sono le difficoltà, o anche non lo sappiamo, ma comunque è senso comune, tutti conoscono che ci sono delle situazioni di difficoltà. Quello che forse non è chiaro sono le priorità, perché una cosa è più importante di un'altra, no? È chiaro che ci sono molti valori che fanno il costrutto sociale, adesso non stiamo qui a discutere di questo. Io credo che non dobbiamo smettere di ricordare e di combattere per tutelare i diritti delle persone che sono fragili, perché, ripeto, a maggior bisogno significa anche maggior diritto, dal mio punto di vista. Non è che essere equi significa dare a tutti la stessa cosa, significa venire incontro alle persone che hanno più difficoltà. Però io cambierei il congiuntivo. Tutte le fragilità hanno diritto di avere quello che gli spetta. Io direi avrebbero. Cambierei il congiuntivo, dottor Favaretto, perché funziona così. Non c'è certezza di essere aiutato, di avere delle risposte se non hai una persona adeguata, se non fai parte di certi giri e amicizie. Eppure la fragilità dovrebbe essere vista a 360 gradi, perché ognuno ha la sua fragilità e questa fragilità deve essere capita e non si può bussare i servizi sociali e non ricevere risposta, non si può chiamare in continuazione numeri dove veramente non sai neanche dove vogliono arrivare perché nessuno risponde. E sono fragilità che chiamano molto spesso. Cosa ne pensi, Massimo Vettoretti, Presidente Unione Italiana dei Ciechi, dopo quello che hai sentito anche dal dottor Gerardo Favaretto? Prego Massimo e grazie di essere qui. Ma
Io intanto ben ritrovata Mirella e ben ritrovati agli ascoltatori di Sveglia Veneti. Io come presidente di un'associazione di e per persone con disabilità ovviamente lavoro quotidianamente con le fragilità e naturalmente lavoro anche con i servizi sociali e dell'AULS 2, dei quali conosco le fragilità e le criticità, perché anche loro sono in una situazione molto molto complessa. Io direi che il dottore ha detto correttamente, le persone fragili hanno diritto, il problema è che poi il diritto non si riesce a esigere, non è certo, non è sicuro, quindi noi ci ritroviamo ad avere veramente per molti versi una delle legislazioni migliori d'Europa e non solo, per quanto riguarda per esempio, che ne so, l'inclusione scolastica delle persone con disabilità visiva o comunque con disabilità in generale. Abbiamo avuto una delle migliori leggi sulla deistituzionalizzazione della malattia mentale, penso alla legge Basaglia, poi il dottor Favoretto mi potrà anche correggere, ma l'impianto della legge era molto molto buono. Cosa è successo però? È successo che a fronte di una legge molto buona, di leggi molto buone, di principi sacrosanti, poi di fatto l'attuazione è diventata critica, perché se noi chiudiamo quelli che una volta si chiamavano manicomi, ma poi non c'è il supporto sul territorio, se noi chiudiamo gli istituti per ciechi o comunque per persone disabili e poi sul territorio ci ritroviamo con insegnanti di sostegno che non sono adeguatamente formati, alla fine sì, grandi parole, grandi principi, ma poi in termini pratici ci ritroviamo con persone prive di supporto e di aiuto. E dov'è che vanno a gravare queste persone? Vanno a gravare sulla famiglia e spesso sulle donne della famiglia, che tradizionalmente purtroppo sono quelle che vengono reputate deputate alla cura, no? Termine che adesso va molto di moda è il caregiver, sostanzialmente, cioè colui che dà la cura. Però anche il caregiver a sua volta non è riconosciuto, spesso perde il lavoro perché deve occuparsi della persona con fragilità, spesso la persona con fragilità ha dei costi importanti che sono soltanto parzialmente supportati dalla collettività, spesso queste famiglie sono monoreddito e quindi vanno a finire poi nell'area della povertà e della fragilità anche economica. E questo è un problema ed è drammatico, che io vedo tutti i giorni continuamente nel mio lavoro. E hai fatto bene a farlo capire anche alle tante persone che ti stanno ascoltando, Massimo, perché bisogna iniziare ad ascoltare queste fragilità. Io non posso sentire, come hai detto tu, anche ieri questa mamma che mi chiama dicendo io ho questa figlia con questa criticità e o perdo il lavoro o guardo mia figlia. Non posso permettermi un accompagnatore, non ce la faccio, Mirella, un stipendio molto basso, avrei bisogno di un lavoro che mi permettesse anche di accudire mia figlia, perciò in determinati orari, ma questo non riesco a trovarlo. Allora, queste famiglie cosa fanno? Dove vanno? Chi è che le aiuta, come dice? Per fortuna ci sono anche queste associazioni che riescono a mettere le pezze per come ce la fanno a queste criticità. Dottor Favoretto. Beh, innanzitutto, l'abbiamo detto tante volte e lo ribadisco, le associazioni sono importanti anche per una questione di colmare tutte quelle difficoltà di informazione, di orientamento, di come comportarsi, perché rappresentano un patrimonio di conoscenza rispetto al prendersi carico delle problematiche. Una persona a cui succede di avere un problema e che magari non ha previsto di avere questo problema, non è che nasce imparato di dove si va, come si fa, quali sono i documenti, quali sono i benefici. Diceva giustamente Massimo, abbiamo una legislazione e anche delle carte dei diritti che sono straordinarie in certi momenti. Poi però c'è il passaggio fra
il diritto ed esigere il diritto. Anch'io ribadirei, il diritto esiste ed è molto forte di un principio. Il fatto che ci siano queste difficoltà non rende giuste le soluzioni precedenti. Le soluzioni precedenti, quelle degli istituti, della istituzionalizzazione, sono comunque e resteranno per sempre delle soluzioni sbagliate allo stato attuale delle cose, perché le alternative che ci sono molto, molto più rispettose, efficaci anche per affrontare le fragilità delle persone. Parliamo di efficacia, non è che gli istituti fossero efficaci. Una volta che una persona entrava in un istituto, fosse questo per disabilità, fosse appunto il manicomio, non è che dopo veniva curata e stava meglio, insomma, era semplicemente spostato in un posto in cui poteva non essere pensata. Allora avere il diritto è il diritto di essere pensati. Le associazioni sono importanti perché in qualche modo portano le parole a questa possibilità di essere pensati, di essere indirizzati, di avere dei riferimenti. Poi c'è l'aspetto pratico, appunto arrivare ad esigere questi diritti. E qui ribadisco ancora una volta la questione delle priorità. Cioè se ogni volta che come dire, si deve tagliare qualcosa, no? Si deve ridimensionare, ormai spiace sentire, no, ripetutamente quando si parla dei servizi, anche loro stanno avendo un momento di difficoltà, che non dovrebbe essere in assoluto un problema dei cittadini, dovrebbe essere un problema di cui le istituzioni hanno cura, perché se io ho un problema me ne prendo cura e in primo luogo, se sono istituzione, mi prendo cura di questi problemi. Purtroppo spesso è una giustificazione sempre più detta, sto pensando non solo a servizi per la disabilità, ai servizi per la salute mentale, no? Dice ma in questo momento il CSM non ci sono medici, non c'è questo, non c'è quello, cioè tante giustificazioni che magari sono anche vere, non sto dicendo questo, ma non può essere un problema di chi ha bisogno. Bisogna trovare soluzioni alternative, bisogna in questo momento ribadire, appunto, per questo dicevo non bisogna stancarsi di combattere, bisogna ribadire la priorità, bisogna trovare soluzioni alternative e questo onestamente mi sembra il punto da cui partire oggi. Allora sentiamo Lisa da Verona. Ciao Lisa. Buongiorno, allora io mi chiamo Lisa e sono caregiver da tanti anni purtroppo perché mio padre ha avuto un incidente sul lavoro e quindi io nel 2003 ho iniziato a fare la doppia vita perché ero sposata tra la casa dei miei e la mia casa matrimoniale, la mia casa coniugale. Poi oltre a questo ho conosciuto tramite la vita tranquilla, insomma, cioè un'amica di parchetto che era già disabile, però purtroppo questa signora anziana ha avuto un brutto crollo, senza figli e tutto quanto, e io praticamente tramite un'associazione, una di quelle che prova un po' a tamponare, che infatti è stata molto gentile e tutto quanto, l'ho un po' sostenuta. E praticamente volevo dire che racconto la mia esperienza con questa signora in un libro che ho scritto io e si intitola si intitola My Little Ambra Lisa F, perché praticamente in quel periodo bruttissimo dove lei purtroppo anziana è crollata. Meno male che non ero sola, lei aveva questa cagnolina che era praticamente sua figlia e quindi niente, volevo dire sta cosa, naturalmente parlo di tutti gli inconvenienti che abbiamo avuto, la vita con le badanti che volevano sempre più soldi, lei che purtroppo ha avuto un crollo nervoso bruttissimo, insomma la vita reale di una persona anziana che purtroppo ha un decadimento fortissimo. E niente, insomma, io sono una testimonianza. Hai fatto bene a dirlo per far capire l'importanza di essere ascoltati. Io chiedo però anche a Massimo Vettoretti, eppure la tecnologia sta facendo passi da gigante per aiutarvi, ricerca, scienza, tecnologia. Andiamo a vedere questo servizio proprio a Trieste di questo bastone touch, proprio per ciechi ipovedenti. Andiamo a vedere. Con un emendamento in sede di discussione di bilancio portato dal consigliere regionale della lista Federica Carlo Grilli sono stati stanziati 84.000 euro per il potenziamento e l'estensione agli autobus extraurbani di Leti Smart, il progetto sperimentale avviato alcuni anni fa che permette a ciechi e ipovedenti maggiore autonomia nei trasporti e nello spostamento in città grazie ai semafori sonori.
L'ETSmart è un'elettronica che permette di rendere parlante il bastone bianco. Pensate che attraverso l'ETSmart oggi è possibile che il non vedente o l'ipovedente possa immediatamente sapere che sta arrivando un autobus, quindi leggere la tabella frontale, addirittura preavvisare l'autista, quindi interagire con l'autista prima che l'autobus arrivi in fermata in modo tale da non perderlo. E quando l'autobus arriva in fermata, anche se ce ne sono di più, lui ha un segnale acustico che può attivare sul mezzo e che gli permette, come se fosse un amico che lo chiama, di raggiungere il mezzo. E poi abbiamo ovviamente tantissime applicazioni che ci sono nell'ambito, per esempio, dell'ingresso di una scuola, di un negozio, di un esercizio pubblico o di un punto di interesse al quale io voglio arrivare con precisione. Il mio lavoro in questi mesi in Consiglio regionale, a seguito poi di tutti i documenti che ho proposto, va proprio sull'autonomia delle persone con disabilità. Essere persone ed essere cittadini di primo livello vuol dire potersi muovere, poter lavorare, poter soddisfare i propri sogni, i propri desideri, e questi sono strumenti che aiutano e promuovono quel processo, io direi, culturale che favorisce questo obiettivo. Il sistema l'ETSmart ha standard elevati, tanto che è in diffusione ormai in tutta Italia. Sì, dobbiamo ringraziare il consigliere Grilli che ha messo a disposizione importanti risorse per questa strumentazione, implementata a Trieste dal dottor Attini, che ha inventato un sistema che permette alle persone ipovedenti di salire sugli autobus, di prendere l'autobus attraverso un meccanismo, un radiofaro che li avvisa quando sta arrivando il mezzo. È una cosa importante, uno standard che verrà applicato in tutta la nazione, e quindi siamo molto orgogliosi e dobbiamo ringraziare ancora il consigliere Grilli per il contributo. Allora Massimo, come commenti questo video? Tecnologia importante, ma quanto costa, a chi e dove? Perché mi sa che c'è poca informazione, lo diceva anche il dottor Favaretto, prego. Allora, ci sono diverse cose da dire. Conosco bene quella tecnologia, che è una tecnologia senz'altro di valore, però ci sono alcune cose. La prima cosa che mi viene da dire è che, siccome usare la tecnologia per una persona che non vede non è esattamente una cosa banale. La maggior parte delle tecnologie che abbiamo a disposizione sono tecnologie progettate più che altro per chi vede, quindi per imparare ad utilizzarle, e ci sono gli strumenti, non è che non ci siano, bisogna fare dei corsi, e i corsi costano. Non è che, allora, io sono un volontario e va benissimo, tutto d'accordo, tutto bello, tutto bene, ma non è che il volontariato è la panacea di tutte le défaillance del pubblico, perché se una persona che diventa cieca da un giorno all'altro o perde gradualmente la vista, a un certo punto si trova a dover imparare ad usare un telefono che parla, lo può fare, ma gli servirà qualcuno che glielo insegni, e questo qualcuno deve essere pagato. E, non può, e poi serve qualcuno che gli insegni come muoversi, quindi, perché non è che uno nasce imparato e sa già usare il bastone bianco o muoversi con il cane guida. Sono cose che vanno insegnate, devono essere insegnate da persone che fanno un lavoro di abilitazione e riabilitazione che è altamente specializzato. Non è che ci si inventa una mattina, che bello, oggi vado a insegnare ai ciechi com'è che si va in giro con il bastone. È un buon modo per insegnargli come essere investiti, questo. Quindi, benissimo, noi associazioni ci siamo, noi mettiamo a disposizione la conoscenza, le competenze, tutto quello che volete, però non è possibile che io passo la maggior parte del mio tempo come presidente non a fare quello per cui ho firmato per fare volontariato, ma lo passo a scrivere progetti e a cercare fondi per farlo. La seconda cosa che mi viene da dire è che bellissimo l'ETSmart per individuare gli autobus, però questo sistema presuppone una cosa, cioè che gli autobus ci siano, perché altrimenti io non mi muovo. Treviso è una bellissima città, stupenda, uno dei gioielli del nord-est. Tutto il nord-est è bello, Treviso, Belluno, Venezia, ma provate voi a muovervi a Treviso o nelle immediate vicinanze non avendo la macchina, non potendo utilizzare la bicicletta,
ma confidando soltanto sul cavallo di San Francesco, cloppete cloppete. Ma non abbiamo anche l'autobus a chiamata? Adesso mi sembra che stia iniziando, no? Che tu chiami, noi in tutte le zone hanno iniziato, mi sembra che si parte da Villorba, che tu chiami e arriva l'autobus. Com'è, Massimo, la storia? Sì, certo, però per esempio il sabato, la domenica è un disastro, comunque. E comunque l'autobus a chiamata richiede un certo preavviso. Cioè, oppure quando ci sono dei lavori, per esempio adesso verrà modificata la viabilità in centro per gli autobus perché ci sono dei lavori, giustissimo fare dei lavori, non ho niente da dire, ma va pensata la mobilità autonoma anche per le persone che non possono camminare così tanto per arrivare alle fermate. E non parlo solo di disabili, parlo anche di anziani. Qui a Treviso il taxi il costo minimo di una chiamata è 10 euro per la corsa urbana e 12,50 euro i festivi e dopo le 22. Signori, va pensata una mobilità sostenibile per le persone con disabilità, deve essere pensata. Grazie a Massimo Vettoretti di essere stato così chiaro su quelle che sono le necessità, le priorità. Ecco, lui che vive tutti i giorni e che sta cercando di dare anche risposte a queste fragilità, essendo anche presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Allora, dottor Favaretto, come commenta le parole veramente di Massimo, che ha le idee molto chiare su quello che si potrebbe fare anche nell'immediato? Ecco, perché veramente c'è un punto di domanda dappertutto, ma se non ho i soldi, ma se non ce la faccio, e tutti i punti di domanda. Prego. Beh, Massimo appunto ha le idee molto chiare, ha detto cose molto chiare che non si possono che sottolineare. L'aumento di qualsiasi forma di conoscenza comporta un aumento di competenza e quindi una capacità di utilizzare questa maggior conoscenza, al di là della soluzione tecnica che è stata vista. Questo in generale, perché è assolutamente vero che per tutte le forme di disabilità, intendendo con questo termine qualsiasi fragilità di cui ne vogliamo parlare, oggi ne sappiamo molto di più e abbiamo molti più strumenti. Ma giustamente non possono essere strumenti gestiti in un contesto, diciamo, di socialità informale, autosupportiva, come sono le associazioni, per esempio. È qui che il ruolo dei servizi è importante. Cioè, i servizi vanno sostenuti sia dal punto di vista quantitativo, nel senso c'è bisogno di persone, c'è bisogno di più persone, perché appunto se non ci sono più i muri ci vogliono le persone, ma anche dal punto di vista qualitativo, cioè le persone vanno motivate e vanno formate all'utilizzo, per esempio, di tutte le tecniche di riabilitazione che ci sono oggi, anche nell'ambito della riabilitazione psichiatrica, per esempio, parliamo di medi cognitivi, acquisizione di competenze di abilità sociali, cioè ci sono strumenti per fare queste cose. Ho l'impressione che in certi momenti, purtroppo, e questo è una cosa che emerge piuttosto chiaramente, all'ammontarsi di problemi, no? Uno dietro l'altro, perché poi di fatto le situazioni sociali sono situazioni complesse, no? Non è che uno può con una parola risolvere tutte le possibilità di problemi che si possono presentare, si accumula una specie di senso di frustrazione, di sconfitta, no? Ed è questo che secondo me va combattuto profondamente, cioè perché non possiamo sentirci sconfitti, non possiamo sentire fermata questa battaglia per il diritto, perché dobbiamo, come dire, ritrovare l'energia, l'entusiasmo, la motivazione anche sul supporto del fatto che oggi si sa di più, che le dichiarazioni di diritti, le carte sui diritti delle persone con disabilità e con difficoltà sociali in generale ci danno ragione, ci danno un supporto importante. E quindi, come dire, ritrovare un po' anche quell'entusiasmo e non essere sommersi dalla frustrazione, credo che questo sia importante. Con le parole chiare di Massimo mi pare vadano interpretate in questo senso, nel senso di dire: guardate, se dobbiamo studiare bene un problema, dobbiamo vederlo in tutti i suoi aspetti, insomma, perché anche avere più risorse, che è uno degli obiettivi importanti, è un obiettivo di valore nella misura in cui c'è l'intelligenza di come spendere le risorse. Perché devo acquisire questa cosa e non quest'altra? Perché mi serve questo strumento e non quest'altro? Perché devo implementare questa tecnica e non quest'altra? È questo che significa competenza. Quindi c'è un problema anche di qualità, secondo me. Dire in generale bisogna fare di più
se non si dice poi che cosa bisogna fare, rischia di diventare retorica, no? E la retorica non serve a nessuno, soprattutto alle persone che hanno bisogno. Dire c'è questo problema e queste sono le soluzioni, questo è quello che ci dà entusiasmo, secondo me, e che ci toglie un po' della frustrazione. Ma io mi domando però, Massimo Vettoretti, a questo punto cosa servono le commissioni? Se queste commissioni non ascoltano e non riescono a dare risposte ai problemi che vengono posti, perché allora se l'assessore non risponde, se il servizio sociale non ha le persone, non ha i mezzi, ma allora la commissione a cosa serve? La commissione è formata da varie persone. Io sono dell'idea che forse queste commissioni andrebbero molto più aperte a queste associazioni che hanno le idee chiare su quello che serve, quello che si può fare, naturalmente facendo squadra, non ognuno per conto proprio. Cosa dici, Massimo? Allora, c'è una battuta che ogni tanto si dice: se vuoi che qualcosa non venga fatto, crea una commissione. Si dice che è una battuta, però ha un fondo di verità. Sì. Allora, di fatto le commissioni avrebbero un ruolo importante nella misura in cui però fossero appunto aperte ad interfacciarsi con le persone che vivono i problemi di cui si devono occupare. La Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilità dice niente su di noi senza di noi. Ed è vero, cioè tu non puoi decidere sulla pelle delle persone se non coinvolgi le persone coinvolte. Faccio un esempio sciocco. Allora, forse non lo sapete, chi non lo sa, alcune protesi, alcuni strumenti tecnologici possono essere prescritti dal servizio sanitario locale, tipo questa che adesso vi faccio vedere. Questo qui è un dispositivo che serve per leggere in braille il contenuto del computer. Ne esistono di più o meno valide, di più o meno performanti, più o meno costose. Allora, quando io vado a farmi prescrivere questo dispositivo, io devo andare da un oculista. Ora, io ho massimo rispetto per gli oculisti, però un oculista mediamente di queste cose non sa nulla, non le conosce. Lui fa semplicemente una prescrizione. Dopodiché quale dispositivo mi viene dato non è deciso da me, viene deciso da un ufficio che si chiama ufficio protesi, dove però non ci sono persone esperte di ausili per ciechi. Ok? Veloce, Massimo, perché devo chiudere. Questo è quanto. Per cui alla fine quello che servirebbe sarebbe una maggiore presenza delle persone con disabilità all'interno degli organismi decisionali. È quello che ho detto io, no? Confrontarsi. Ecco, capire veramente cosa si può fare tutti assieme, perché voi avete sempre le risposte. Io vedo che quelli che veramente hanno queste fragilità sanno anche di quello che servirebbe e che si potrebbe fare. Il problema è che non vengono presi in considerazione e non vengono ascoltate. Questo è un dramma per le fragilità, questo lo dico io, Massimo, e spero che tu continui a combattere, come ha detto il dottor Gerardo Favaretto, perché noi abbiamo bisogno di combattenti, di guerrieri e non di persone rassegnate, perché una parola che io volevo aggiungere non è il sconforto o il fallimento, è la rassegnazione che mi fa ancora più paura, dottor Favaretto. Perciò io veramente dico grazie a Massimo Vettoretti, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, grazie al dottor Gerardo Favaretto, psichiatra e già direttore dei servizi sociali dell'ULSS 9, perciò sappiamo anche dell'ULSS 2, ecco, di quello che stiamo parlando, e spero che qualcuno riesca a capire che forse unire più le associazioni, le competenze, forse daranno anche certe priorità e risposte immediate e non a lunghissimo termine. Detto questo, adesso noi andiamo a sentire la Costituzione italiana e soprattutto leggeremo anche le interviste fatte a questi superstiti del caso Vajont, perché è giusto ricordare e sperare veramente che qualcuno riesca a capire che le tragedie forse possono insegnare qualcosa. Speriamo che qualcuno capisca. Andiamo a sentire la Costituzione e poi le interviste del Vajont.
Vorrei che qualcuno riuscisse a capire, specialmente la politica, che abbiamo bisogno della certezza della pena. Ci sono delle cose che per noi cittadini sono veramente insopportabili per il popolo italiano e la certezza della pena sarebbe determinante, perché la giustizia deve essere giustizia, non conforme pesa la bilancia o quanti soldi hai o che avvocati hai. Detto questo, leggiamo appunto la Costituzione. Eravamo arrivati all'articolo 111 che parlava proprio della giustizia, norme sulla giurisdizione. Allora, nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa, abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa, nelle stesse condizioni dell'accusa, e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali, ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Capito bene? Articolo 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Articolo 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. Guardate che sono articoli importanti da capire e da conoscere. Qui è molto chiaro, almeno sembra quasi tutto, perché è scritta anche in maniera semplice che tutti la possono capire. Il problema dopo è capire se viene applicata o meno, e questo sarebbe molto interessante. Io aprirei adesso con questo libro, Il caso Vallon, di Oddone De Michelis, Micaela Coletti e Guido Toffolo. Micaela Coletti, che è stata pochi giorni fa qui da noi. Il caso Vaillant, psicologia dell'emergenza. E sentiamo le testimonianze, perché visto cosa sta succedendo col cemento e la cementificazione, è meglio ricordare, meglio prevenire, perché poi la cura aspetta a noi e costa miliardi. La testimonianza di Renzo Scagnetta. Quella sera maledetta avevo 8 anni. Dormivo in camera mia al 3° piano con mia sorella di 10 anni. Al piano di sotto mia mamma stava lavando i piatti perché mio padre aveva appena cenato, dato che, lavorando nella ditta che aveva come il mio padrino, ditta Capraro Scagnetta, era appena arrivato da Piacenza con l'autotreno. Dopo aver caricato il cemento a Castellavazzo, doveva poi partire per Agordo. A un certo punto la mamma sentì un forte vento. I vetri iniziarono a sbattere. La luce sparì.
La casa si aprì dallo spostamento d'aria. Vidi le stelle e poi arrivò l'acqua. Mentre veniva sballottata dalle onde, si fece il segno della croce dicendo: questa è la fine del mondo. La forza dell'acqua la portò a nord, al bivio con Castellavazzo. Una macchina fu portata poi a Pieve di Cadore. Fu la prima ad arrivare. Nessuno sapeva ancora niente di quello che era successo, tanto che le chiesero se, per caso, non avesse subito percosse o fosse stata gettata in un fosso. Le diagnosticarono un grave shock traumatico, ferite multiple, ematoma su tutto il viso, con vaste ferite, lacero contusa e il cuoio capelluto. Io invece non mi accorsi di nulla, per fortuna. Quando mi svegliai ero un po' intontito. Tentai di accendere la luce ma scivolai. Non mi rendevo conto di quello che era successo, essendo al buio. Sentivo l'acqua che mi arrivava alle caviglie e molte urla di aiuto, tanto che mi misi anch'io a gridare. Poco dopo arrivarono i soccorsi, che mi trovarono sui gradini del municipio. Mi accompagnarono in un appartamento lì a fianco. Ero completamente nudo e tremavo come una foglia. Mi coprirono con una coperta e con la prima vettura disponibile mi trasportarono all'ospedale di Pieve di Cadore. Lì mi riscontrarono un grave shock traumatico, una contusione cranica con ematoma e scoriato alla regione temporale sinistra, oltre a ferite multiple. Mia sorella purtroppo morì. La trovarono a Secondo Bribrano, a 30 km di distanza. Mio papà invece fu trovato a Fortogna. Dopo 40 giorni di ospedale ci condussero provvisoriamente dagli zii a Imi, una frazione. Rimasi molto scioccato quando vidi che al posto di Longarone era rimasto un deserto di rottami, dove lavoravano ruspe, gru, camion, soldati e soprattutto c'erano molti cadaveri. Questa è la guerra che continua. Bisogna prevenire e fermare questi disastri. Grazie, buon fine settimana, andate a votare, mi raccomando.